Buongiorno a tutti e vi do il benvenuto al primo workshop che si intitola Ti racconto una storia, come informare attraverso le emozioni, di questo ciclo di workshop di cui vi racconteremo e di cui avete anche del materiale in cartellina, che si intitola La comunicazione collaborativa, un percorso per diffondere lo sviluppo rurale, che è stato, ideato per il partenariato dall'autorità di gestione del PSR Veneto. Io il racconto di questo tema ve lo faccio dopo perché volevo prima di tutto lasciare la parola a Franco Contarin. Leggo esattamente direzione autorità di gestione del FEASR, bonifica e irrigazione della Regione Veneto, perché così ci inquadra questa iniziativa nel contesto dello sviluppo rurale del Veneto e anche perché so che poi ha un impegno e quindi ci deve lasciare, per cui lascio la parola al dottor Contarin e poi vi racconto di che cos'è questa comunicazione collaborativa prima di entrare nel merito. Allora, buongiorno a tutti. Purtroppo sì, vi lascerò dopo sto saluto qua a malincuore perché onestamente il tema crediamo, insomma, ci credo io, ma anche il dottor Asti, Alessandro Tommasutti, gli altri che compongono la squadra dell'autorità di gestione, ci crediamo a questo tema e io ringrazio subito loro per la caparbietà di tener vivo e di portarci a costruire questo piccolo percorso fatto in 3 tappe. Ringrazio poi chi ci ha messo, come dire, la parte anche operativa, in primis appunto chi mi siede accanto, Maria Paola, e tutti gli altri dello staff di Fondazione dell'RTI capitanato da Fondazione Brodolini. Allora, venendo a provare a dire poche parole, ma per condividere qualche concetto che possa magari, come dicevi tu, far capire perché poniamo un po' uno sguardo, un'attenzione a questi strumenti. Diciamo che la constatazione, se vogliamo, è banale. Ciò che non è rappresentato, ciò che non è raccontato non esiste. Punto. Questa è la storia e da qui discende tutto. Allora, ci siamo resi conto che non solo noi per incarico, come dire, istituzionale dovuto, ecco, ma tutta una serie di operatori, uso questo termine un po' brutto forse, ma solo per essere onnicomprensivo, una serie di soggetti presi da ciascuno hanno un ruolo di fatto istituzionale nell'accezione, come dire, nobile del termine, non solo legata a un'amministrazione, per capirsi, e di fatto rappresentano, comunicano, raccontano quello che è oggi il mondo rurale. E il mondo rurale è fatto di tutta una serie di cose. E la responsabilità in capo a noi tutti aumenta nel momento in cui c'è una pluralità di soggetti sempre più estesa, sempre più frammentata, che comunica e comunica i più disparati contenuti. Se in questo universo di contenuti non riusciamo, senza chissà che finalità o pretese, ma non riusciamo a dare la rappresentazione più e la comunicazione più coerente, più consona del mondo a cui apparteniamo, in qualche modo la conoscenza di quel mondo da parte degli altri, che sono sempre, come dire, sono la prevalenza sugli altri temi, sugli altri aspetti del vivere sociale, dell'economia, delle istituzioni, ovviamente si perde, scompare. E questa, ripeto, dal nostro punto di vista è una responsabilità che abbiamo, noi la vediamo inserita nel pezzetto di amministrazione che ci è dato incarico di seguire, che è appunto che sono gli strumenti che sostengono il cosiddetto sviluppo rurale, che sono gli aiuti ai giovani agricoltori, alle imprese che innovano, che ammodernano, alle imprese che adottano tecniche di coltivazione più rispettose dell'ambiente e così via, no? È importante comunicare adeguatamente questi contenuti che sono valori non nostri, ma sono valori per l'intera società, perché altrimenti
la società che viene subissata da 1000 altri messaggi che riguardano altri aspetti, come dire, non, non solo li perde, ma non è neanche in grado, quando raggiunta, se non c'è un minimo di continuità, un minimo di messaggio, di capirli correttamente. E quindi ci siamo posti il problema di dire: proviamo insieme a offrire l'opportunità di riflettere su alcune strumentazioni. Adesso ripeto, non vorrei offendere perché non è il mio mondo, purtroppo, però aiutiamoci insieme, dedichiamo qualche ora, chi all'interno dei vari gruppi che compongono il partenariato, chi all'interno degli stessi uffici regionali nostri. Poi abbiamo allargato la partecipazione anche agli altri colleghi delle altre autorità di gestione che operano sempre sui fondi SIE, per farci spiegare insieme, imparare insieme magari qualche accortezza, ripeto, qualche strumento in più, le tecniche che ci sono e che vedono gli altri settori, gli altri comparti molto più forse focalizzati su queste tecniche d'avanguardia, diciamo così, di noi, oppure che queste tecniche magari sono usate per quegli aspetti più commerciali da parte di grandi soggetti. Insomma, abbiamo degli esempi di comunicazione nella storia della che fanno parte della storia della comunicazione, a partire dal caso che ormai insomma che è la storia del Mulino Bianco in poi insegna, no? Però sono su aspetti fortemente finalizzati, giustamente, su un'attività di impresa, sull'utile. Portiamoli, il nostro tentativo è quello che stiamo vivendo da anni, non è una novità, nei nostri piccoli esperimenti ed esperienze, portiamoli su tutti i contenuti importanti di questo mondo, che è il mondo rurale, che è veramente un mondo che ha la fortuna di essere ancorato a degli elementi basici della vita che ti portano proprio a misurarti con un quadro valoriale che prescinde dai riferimenti etici che ciascuno di noi può avere, però è umano, è naturale, quindi è imprescindibile e ci si fa i conti. Ecco, è importante tentare di agganciare il vissuto che è fatto di problemi che vanno dalle tecnologie genetiche da usarsi o meno all'uso di determinate sostanze per garantire una quantità di produzione, alla distribuzione di questa produzione e così via, no? Ce n'è un'infinità di temi, o pensate solo al grande tema degli allevamenti e dell'uso degli antibiotici negli allevamenti, delle emissioni di ammoniaca, no? È un esempio, se volete, in negativo, ma l'agricoltura concorre alla creazione di PM10 perché rilascia in atmosfera un precursore chimico che è l'ammoniaca volatile. In certi ambienti sembra quasi che sia l'agricoltura. Certi reportage, quando si parla di rilascio di ammoniaca, è l'agricoltura. L'agricoltura è una componente minoritaria dell'ammoniaca che finisce in atmosfera. Un esempio di comunicazione che sì, cita un tema correttamente, cita un tema che è corretto citare, ma molto spesso non lo veicola adeguatamente, ma è qui squiglia, insomma, un dettaglio, per dire quanto è importante che ci sia anche una capacità endogena di produrre, di trasformare in contenuti che si possono rappresentare e raccontare nelle tecniche adeguate per dare voce a tutti questi aspetti. Adesso io mi fermo qui perché forse ho divagato anche troppo. Volevo solo lasciarvi il fatto che ci crediamo in questa piccola iniziativa, molto umile se volete, ma speriamo che a ciascuno di noi nel nostro incarico professionale di rappresentanza di una fetta di questo grande mondo possa essere di ausilio. Ecco, questa è la volontà del percorso e l'obiettivo del percorso che inizia oggi, e alle prossime 2 puntate spero di poter partecipare da allievo, ecco, mettiamolo così, perché purtroppo oggi vi devo lasciare. Quindi di nuovo grazie a tutti coloro che sono intervenuti e che ci dedicano
una parte del loro tempo di questa mattinata. Grazie a chi ha organizzato e partecipa come insegnante, diciamo così, a questa giornata di lavoro, e buon proseguimento. Grazie. Grazie dottor Contarin. Bene, grazie e buona giornata a lei. Allora, entriamo nel vivo. Un po' il dottor Contarin ha anticipato la questione, ovvero l'idea di creare questo ciclo di eventi, che saranno 3, dal titolo La comunicazione collaborativa, è, se volete, un po' tautologico, perché fondamentalmente il termine comunicazione vuol dire già mettere in comune, ma abbiamo voluto appositamente stressare il termine, perché l'idea è proprio quella di, partendo da strumenti e da tecniche che possono essere utili ad ognuno di voi, ad ognuno di noi nel lavoro, diciamo, quotidiano, abbiamo voluto portarle a fattor comune, metterle a fattor comune e capire quindi poi, ma lo vedremo nel terzo evento, come poterle effettivamente utilizzare per la comunicazione dello sviluppo rurale del Veneto. Non voglio togliere tempo alle persone che ci accompagneranno in questa mattinata. Io sono molto felice di essere qui oggi come, diciamo, esperta di relazioni pubbliche, responsabile eventi della compagine che è capitanata appunto da Fondazione Brodolini, come PR Consulting, e Mirus accompagna la regione in questo percorso comunicativo, e voglio introdurvi semplicemente alle tematiche del workshop e lasciarvi poi alle persone che ci racconteranno, ci ispireranno prima e poi ci racconteranno dei case history. Desidero ringraziare a nome dell'autorità di gestione le diverse persone che sono qui a nome dei diversi settori che fanno parte del partenariato, quindi le associazioni di categoria, le rappresentanze istituzionali, i rappresentanti degli altri fondi europei della Regione Veneto, quindi tutti coloro che hanno voluto accettare questo invito proprio per essere con noi oggi. E ovviamente vi informo di 2 cose: uno, che potrete fare domande ai relatori, perché ovviamente, essendo un workshop, necessitiamo del dialogo, sia alla fine delle loro esposizioni, sia dopo, eventualmente nella parte finale. E poi vi chiederemo di rispondere lunedì ad un questionario di gradimento, nel quale abbiamo inserito anche delle domande per progettare al meglio anche gli altri 2 incontri che si faranno nei prossimi mesi. Bene, presento il primo nostro relatore con questa frase che ho trovato sul suo sito. Uno studioso ha definito l'uomo come the great ape with the storytelling mind. Ognuno di noi è un homo narratus, un animale da storie. Non si tratta di una metafora suggestiva, ma di una realtà evoluzionistica. Conoscere approfonditamente queste dinamiche biologiche è di fondamentale importanza se si vuole lasciare il segno. Questa frase l'ho trovata sul sito di Federico Favot, a cui chiedo di venire qui con me, qui davanti, sceneggiatore, head writer, creative producer. Nella sua carriera ha firmato oltre 80 episodi di serialità, ve la leggo perché merita, e ne ha editati oltre 200. Ha scritto film, libri, podcast, pubblicità, web serie. Ha fondato aziende, ha collaborato con vari brand e ha inventato un software di scrittura. È anche un TEDx speaker e insegna storytelling, narrazione seriale e creatività, ed è maestro dello corso di scrittura seriale presso la scuola Holden di Torino. A Federico abbiamo chiesto di ispirarci sul tema dello storytelling, per cui gli lascio il presenter, il gelato, se vuoi, e io ti metto su soltanto le slide. Grazie. E quanto tempo? Mezz'ora. Mezz'ora. Mm-hmm. Ma poi mi sentite anche senza microfono? Posso fare senza microfono nel caso lo prendo? Sapevo che sarebbe successo, lo sapevo. Dobbiamo accenderlo, mi sa. Però io parlerò piano apposta, no, non è vero. Ma posso... Dimmi, Sì, ok. No, posso chiederti di rimettere la slide che avevi messo prima? Un secondo solo, faccio una... lo metto nel mio tempo a disposizione, però lo volevo dire. Arrivo. No, perché, diciamo,
qui dentro c'è già tutto quello che serve, cioè potremmo già andare a casa volendo, perché ti racconto, io a te, racconto, nel senso l'atto di raccontare, una storia, non 500, una. Questo è importantissimo. Tutti noi abbiamo una storia da raccontare, poi ce ne sono tante sotto, ma ce n'è una. Per fare cosa? Per informare, quindi ti passo delle informazioni, ma sono anche valori, sono anche altre cose, ma come lo faccio? Con le emozioni. Per cui se volete andiamo a casa. 35 secondi è l'intervento migliore della mia vita. E, allora, no, quindi con questo posso andare avanti? Sì. Fantastic. Ok, due piccolissime premesse, molto semplici. La prima, per alzata di mano, siete disponibili ad avere rovinata per sempre l'esperienza di leggere un libro, guardare un film, una serie televisiva, eccetera? Perché altrimenti io mi devo fermare. Ok, farò finta che hanno alzate tutte, altrimenti non posso continuare. La seconda è chiaramente appunto inizio questa serie di workshop per cui cercherò in mezz'ora di farvi un po' innamorare delle storie, un po' ispirarvi, un po' tentare l'impresa di dirvi come sarebbe figo raccontarle. Terza e ultima cosa è questa. Si chiama sempre la stessa storia perché quello che scopriremo adesso è che La Sirenetta, Titanic, Rocky, che citeremo, qualsiasi storia vi viene in mente, è sempre la stessa storia. E voi dite, no, è impossibile. E io vi dirò, guarda, è sempre la stessa, per cui non c'è differenza. Cambiano delle cose, evidentemente, però la struttura è sempre la stessa. Per cui, mezz'ora di frullatore, quindi il mio obiettivo è farvi girare la testa, abbastanza, spero non mi odierete per questo, e cominciamo con questa cosa, cioè un esperimento degli anni 40, quindi 200 persone, alle quali sono state fatti vedere 3 oggetti, un cerchio, un triangolo e un quadrato, che si muovevano nello schermo. Facevano vari movimenti, eccetera. Alla fine di questa visione di 1 minuto e mezzo, che tanto trovate anche su YouTube, è stato chiesto a queste persone che cosa avete visto. E 196 su 200 hanno risposto una storia. E solo 4 hanno risposto oggetti che si muovono. Questo per dire cosa? Per dire che noi siamo veramente da sempre, dalle pitture, siamo programmati per vedere storie anche dove non ce ne sono. E questo è, immaginatevi voi che volete raccontare storie, io che racconto storie, in generale raccontiamo tutti storie, a qualsiasi livello, e avete bisogno di questa consapevolezza, perché voi sapete che se io comincio a raccontarvi una storia, voi non potete farne a meno. Chiaramente bisogna saperla raccontare, ma come esseri umani non potete farne a meno. Per cui, perché le storie sono così potenti? E qui invece, 1940, 2012, neuroscienze. Cosa ci dicono le neuroscienze? Che siamo effettivamente biologicamente programmati per le storie e la natura ci ha creato in modo che ci piacciono. Cioè noi non possiamo fare a meno. Perché? Perché le storie fanno questo, simulano i problemi che l'uomo affronta nella vita. Da Cappuccetto Rosso, che voglio dire, non è che avete una figlia, la mandate nel bosco così impara la lezione, le fate ascoltare la storia e lei assimila questa informazione. Le serie televisive, quelle fatte bene, raccontano storie, cercano di dare una visione dell'autore, degli autori, eccetera, di un certo modo di stare al mondo, di vivere il mondo. Sono comunque modi di vivere altre vite che noi abbiamo la possibilità, attraverso le storie, di vivere. Altra cosa, immaginatevi un videogioco di simulazione. Non so se avete mai giocato a quelli tipo degli aerei, cioè è quella cosa lì. Le storie sono quella cosa lì. Cioè vi permettono di vivere esperienze nella comodità del vostro divano, della vostra camera o di quello che volete. Altra cosa importantissima, l'eroe della storia muore al posto nostro. Ecco perché possiamo sperimentare l'adrenalina di Tom Cruise che sta su... che guida un aeroplano in Top Gun, oppure stiamo con Rose nel Titanic quando deve lasciare la mano del povero Jack, poi qui c'è la polemica sul fatto che c'era spazio, lo sapete, no? Insomma, però lasciamo perdere. Per cui no, viviamo queste storie, se sono ben raccontate noi siamo lì sulla sedia e quindi diciamo abbiamo la possibilità di sperimentarle. Questa è come si dice? Aspetta che racconto storie, sono rimasto senza parole, fantastico. È una scoperta italiana, cioè i neuroni specchio. E cosa ci hanno detto i neuroni specchio? Che il nostro cervello processa le situazioni di una storia esattamente come fossero vere. Quindi queste 3 cose qui sono identiche.
Cioè, per il nostro cervello sono identiche. Immaginatevi per chi racconta storie cosa vuol dire questo. Vuol dire che se raccontiamo bene una storia siamo in grado di far pensare alle persone che la ricevono che stanno vivendo veramente quell'esperienza. Questo è il motivo per cui, appunto, quando le storie sono ben raccontate, voi state lì e dite no, non vado a dormire, devo finire questo capitolo, devo finire questo capitolo. Poi vedremo che lì c'è qualcosa di più rispetto a questo finire capitolo, guardare altra puntata. Per cui, cosa fa il nostro corpo? Rilascia queste tre sostanze, ossitocina, cortisolo ed endorfina, che sono ognuna delle tre collegate a una specifica emozione della storia. Per cui l'ossitocina crea legame affettivo, sono le classiche scene d'amore, le scene di madre e figlio, e il nostro corpo guarda la storia, neuroni specchio, quindi pensa di viverla, e rilascia effettivamente questa cosa qui. Cortisolo, dopamina, quindi queste sono le scene di azione, action, siamo lì preoccupati perché ci immedesimiamo con il nostro protagonista, e poi l'endorfina, e questo è proprio, diciamo, tecnicamente da sceneggiatori di serie televisive, è il classico cliffhanger, cioè quella cosina che mettiamo alla fine degli episodi per farti dire no, mi tocca guardare anche il prossimo. Questo è, diciamo, noi esattamente come dei pusher, quindi non mi vergogno di dirlo, lavoriamo su questa cosa qua, sapendo che voi siete programmati, che noi siamo programmati per le storie. Per cui, altra cosa importantissima, come possiamo ricordarci di tutte le centinaia di migliaia di storie che abbiamo ascoltato da quando siamo nati ad oggi? Stiamo parlando di qualsiasi storia, la Nina Nanna della mamma, la televisione, la scuola, le informazioni, gli amici, tutte quelle che avete ascoltato e che avete raccontato. Come facciamo? Allora, la verità è questa, che noi le immagazziniamo tutte, solo che non possiamo richiamarle. Questa è un'altra cosa molto importante, perché è chiaro che se voi siete una persona che è stata esposta solo e esclusivamente a una storia, magari una storia, adesso non voglio entrare in particolari di altre cose, però non buona, con valori non buoni, cioè della serie uccidi le persone diverse da te, eccetera, eccetera, è chiaro che tu cresci e cresci così, perché la somma di tutte le storie che abbiamo assorbito ci fa diventare quello che siamo. Anche questa è una cosa importantissima, cioè noi siamo il frutto, ognuno di noi è il frutto delle storie che ha ascoltato. E quindi, come ci possiamo immaginare in questo senso? Immaginiamoci come delle pietre in un torrente e l'acqua sono le storie. Quindi è chiaro che ognuno di noi è diverso, perché? Perché abbiamo ascoltato storie diverse che ci hanno levigato in maniera diversa. Possiamo fare a meno delle storie? L'abbiamo capito adesso? No, perché la natura ce lo impone e perché è necessario per la nostra vita. Cioè noi senza storie non possiamo stare, non possiamo vivere. Pensate al gossip, cioè che è una cosa sempre verde, non finirà mai il gossip. Cos'è una storia? Quindi adesso dopo questa premessa vorrei cercare velocemente, molto velocemente, di raccontarvi come è possibile, diciamo, raccontare una storia. Una storia ha degli elementi fondamentali, che sono un protagonista. Può essere una persona, un animale, un oggetto, ma ci deve essere una persona che incarna il protagonismo di una storia, o più protagonisti in caso di storie corali, ma non lo affrontiamo questa cosa. Questo protagonista ha delle caratteristiche, è descritto in un certo modo, quindi noi riusciamo a capire di che cosa si tratta, e, questo è importantissimo, il protagonista ha due desideri, uno cosciente e uno incosciente. Rocky, che useremo come esempio perché è facile, immagino lo conosciate tutti. Allora, Rocky ha un chiaro desiderio, che è quello di, diciamo, un obiettivo, scusatemi, dopo che viene sfidato, cioè rimanere in piedi per le 15 riprese. Ma ne ha uno molto più importante, che non sa di avere, che è questo need, che è credere in se stesso. Il motivo per cui nel 2022 l'estate avete rivisto la replica di Rocky è perché lavora su quella roba lì e non vi stuferete mai di quella cosa lì. Poi le motivazioni del protagonista, cioè deve fare qualcosa perché è motivato, dobbiamo vedere un protagonista che spinge, perché se un protagonista rallenta non ci interessa. Deve avere dei conflitti e dei problemi da affrontare, dei rischi e dei pericoli, perché è chiaro che se io, diciamo, questa mattina vado a fare la spesa e vado a prendere il latte di mandorle non c'è, torno a casa, non è tanto una storia. Però se io, mentre cerco il latte di mandorle, entra un ladro e mi prende in ostaggio, lì inizia una storia. Ok? Perché? Perché c'è conflitto. Le storie esistono se c'è conflitto. Se non c'è conflitto, non c'è una storia. E poi una sequenza di eventi. È chiaro che diciamo, la sequenza nella quale noi sistemiamo gli eventi determina la riuscita o meno di una storia. E poi una serie di dettagli, chiaramente, perché ogni storia, chiaramente, ben scritta, ha bisogno di atmosfera, di descrizioni, cioè devo farti entrare in quel famoso mondo. Per capire se abbiamo in mano una storia, possiamo farci queste 5 domande fondamentali. Chi è il protagonista? Qual è l'obiettivo esterno? Quindi, diciamo, diventare il capo, il manager di un'azienda. Qual è l'obiettivo interno?
credere in me stesso, finalmente avere un po' di autostima, diventare da cattivo a buono, cioè tutte cose diciamo che io non so ancora quando inizia la storia di dover affrontare. Chi è l'antagonista? Conflitto, cioè una storia dove non c'è conflitto, latte di mandorle, non esiste. Latte di mandorle più persona che vuole farmi del male, ecco che inizia una storia. E poi, questa è la domanda più importante che dovete farvi. Cosa succede al nostro protagonista se non raggiunge l'obiettivo? Cioè, se io torno a casa e non ho latte di mandorle, chi se ne frega? Ma se io non torno a casa e ho 2 figli, una moglie che si preoccupa e questo cioè, voglio dire, minaccia di uccidermi, è evidente che in palio c'è qualcosa di molto più importante. Ed ecco che lì le storie, diciamo, cominciano a farvi friggere. Ma come si costruisce una storia? Premessa della premessa. Chiaramente queste cose qui, adesso pensate a romanzi, racconti, serie televisive, valgono per un post su Facebook, valgono per una story su Instagram, per cui la prendiamo larghissima, ma per farvi capire poi come si può scendere nel concreto. Come si costruisce una storia? Allora, non avrò mai modo di dirla a voce, la leggete voi perché è impossibile, però questo è diciamo, il più grande Buddha d'oro del mondo. Okay? È alto 254 centimetri, pesa 5,5 tonnellate, è stato costruito nel 1400 circa d.C. E cosa succede? Succede che questo Buddha era in un paesino della Thailandia, tranquillo, sereno, c'erano i monaci che gli giravano intorno, tutto a posto. A un certo punto però c'è l'assedio birmano e cosa succede? Questi arrivano e rubano tutto. E cosa fanno i monaci? No? Rivestono questo Buddha di sangue, scusatemi, di fango, argilla, eccetera. Quindi arrivano i birmani, fanno razzia di tutto, ma c'è un piccolo problema, che non si accorgono del Buddha, quindi i monaci, well done, ma uccidono i monaci, per cui nessuno sa che questo Buddha in realtà è d'oro. E poi cosa succede? Succede che nel 1800 il re Rama del Thailandia dice ok, tutti i Buddha che ci sono nella Thailandia li voglio portare a Bangkok, che siano fatti di gesso, di rame, di oro, me ne frega niente, li voglio tutti, ok, perfetto. Voi direte, ok, ma come finisce la storia? E qui vi insegno la prima cosa, che si chiama cliffhanger, cioè iniziare una storia e poi fermarsi. Immagino che voi vogliate sapere come vada a finire, immagino di sì. Però ve lo dico dopo e quindi siete costretti fisicamente, però sarete costretti ad ascoltarmi fino alla fine. Quindi, come si costruisce una storia? Le storie hanno 3 atti che sono inizio, centro e fine. Banale, abbastanza, però fondamentale. Adesso avete visto che non ho nessuna immagine nelle mie slide? C'è un motivo, che non è la pigrizia. Un po' sì. Ma è il fatto che io voglio che vi immaginiate le cose da soli. Perché se io comincio a mettere le immagini, voi vi immaginate. Invece voi siete narratori, lo diventate da oggi, se non lo siete già, per cui un paese e una montagna. Non vi chiedo di chiudere gli occhi, se volete fatelo. Immaginatevi questo paesino piccolo, una montagna, e dovete immaginarvi che tra il paese e la montagna ci sia il classico, no, dirupo, diciamo, e un ponte tibetano, non so se li avete mai usati questi ponti tibetani, è una cosa terribile, che diciamo unisce il paese alla montagna, ai piedi della montagna e poi si sale. Quindi ho detto che useremo Rocky. Primo atto, inizia la storia e c'è il mondo ordinario. Quindi quando voi raccontate una storia dovete dire dove siamo adesso? Dove siamo adesso? Sono a casa mia moglie mi ha passato la lista e c'è il latte di mandorle, tutto a posto. Nel caso di Rocky, lui è un pugile sfigato, viva Filadelfia, c'è 2 tartarughe che in italiano hanno tradotto come tarta e ruga, una roba terrificante, va benissimo, non ha una, diciamo, vive raccattando debiti e crediti di un boss locale e boxa ogni tanto, ma quando la storia inizia proprio che lui perde l'armadietto, eccetera. Non a caso la storia in realtà inizia con una panoramica di un murales non so se ve lo ricordate, sulla palestra ed è un murales con Cristo. Quindi il regista in un 3 secondi vi dice questa è una storia di resurrezione. Non ve lo dice direttamente, ma voi, visto che siete programmati per vedere storie dove non ce ne sono, dite questa cosa qui agisce dentro di voi. Mondo ordinario, dobbiamo descriverlo perché? Perché altrimenti non capiamo qual è la differenza con il mondo straordinario. Quindi nel mondo ordinario cosa succede? Immagine di apertura, dobbiamo descriverlo questo mondo. L'immagine di apertura in questo caso è il Cristo che vi dice in 3 secondi che storia state guardando.
Lui è laureato in filosofia all'Università degli Studi di Milano, ha un master in social planning al Politecnico di Milano, ha lavorato nel privato sociale per 10 anni e poi successivamente come consulente di marketing e organizzazione in ambito alberghiero. È stato ingaggiato dalla famiglia Ponti per la realizzazione del progetto di Mirtillo Rosso Family Hotel, di cui ha curato l'ideazione e la messa in opera. Attualmente si occupa di Mirtillo Rosso come direttore e dei suoi possibili scenari di sviluppo. Lo vedo collegato, adesso io mi sposto perché sennò vedete la mia faccia invece di lui. Stefano, buongiorno, mi senti? Buongiorno, vi sento benissimo, voi mi Ok. sentite? Sì, ti sentiamo bene. Allora ti lascio, condividi pure le tue slide, sai che hai 15 minuti. Grazie. Certo, com'è, scusatemi, la qualità di quello che vedete? Buona. Mm. Dovreste darmi la possibilità di condividere, la condivisione è Adesso disabilitata, quindi non- te la danno sicuramente dalla regia. Dovresti averla. Intanto vi saluto, vi ringrazio, che bello essere qua, sono proprio contento. Grazie davvero per questa opportunità, tanto che risolviamo. Fino a un minuto fa non riuscivo neanche ad accendere il video perché mi diceva che era aperto da qualche parte, insomma non è facilissimo come al solito collegarsi dall'esterno. Vediamo se posso, perfetto, adesso posso condividere il mio schermo. Faccio subito con piacere. Qui. Presentazione. Dovremmo esserci. Proviamo a vedere. Mi dite. Schermo intero. Mi sentite adesso? Ok, non riesco a sentire voi e non so se quello che state vedendo lo vedete bene oppure no. Se mi date questo feedback magari al microfono. Lo vediamo, lo vediamo. Vedete bene? Perfetto. Casomai se doveste avere problemi a vedermi, io vi ho mandato le slide così potete vederle direttamente tramite le slide. Allora, buongiorno, come dicevo prima, grazie, mi fa molto piacere, sono molto onorato di essere qui con voi. Vi è stato detto che sono laureato in filosofia e quindi insomma partirei un po' da un tema filosofico-psicologico. Insomma, avete già parlato, avete già introdotto il tema delle storie. Un po' di tempo fa leggevo di uno psicologo, non ricordo neanche più il nome, ma la sua frase mi era rimasta molto impressa, no? Lui aveva provato a definire cosa fosse l'identità e in prima istanza aveva detto, beh, l'identità dal mio punto di vista è il racconto della mia vita. Poi ci ho pensato su un attimo e ho detto, no, aspetta, l'identità è il mio racconto della mia vita. Cosa vuol dire? Che quando si parla di identità, intanto si racconta, intanto stiamo parlando di una storia. E in secondo luogo che è sempre una storia soggettiva, una storia che parte da qualcuno che la racconta a qualcun altro e la racconta dal suo punto di vista. E l'altra cosa implicita, insomma, in questa affermazione è che quanto siamo più capaci di raccontare noi stessi, tanto più siamo capaci di definire una nostra identità. E in termini di marketing, ma anche in termini di coinvolgimento di altri nella propria storia, nella propria partita, insomma, questa è una cosa assolutamente fondamentale. Torno indietro di una slide che intanto stavano scorrendo per farvi vedere
quello che è stato Mirtillo Rosso prima della trasformazione che abbiamo fatto. E questo edificio, questo margnocco, lo definiva il nostro architetto, di grandi dimensioni, insomma un brutto edificio che era una vecchia colonia, e la sfida della famiglia Ponti è stata quella, in una destinazione sostanzialmente sconosciuta, di acquistare questo immobile e di farci qualcosa che potesse essere divertente e interessante. Quel qualcosa di divertente e interessante è poi diventato Mirtillo Rosso Family Hotel. Quindi vi ho già detto che eravamo in una destinazione poco conosciuta e quindi il mio tema era trasformare un problema in un'opportunità, cioè trasformare un edificio, insomma, e una destinazione per lo più sconosciuta in qualcosa che potesse essere attrattiva e quindi portare di conseguenza le persone a vivere quell'esperienza di hotel che era l'esperienza che la famiglia Ponti si augurava potesse nascere in modo da poter vendere le camere. Come si fa a fare questa operazione? Beh, intanto bisogna, dal mio punto di vista, sempre studiare, quindi voi in questo momento state ragionando su come poter costruire delle storie che possano raccontare la vostra attività. Ecco, non lo si fa con leggerezza, insomma. Secondo me, quando si decide di andare in una direzione, bisogna farlo al meglio, bisogna essere un po' secchioni, bisogna un po' studiare, fare quello che state facendo voi in questo momento, andare a farsi ispirare, conoscere. Perché? Perché poi la nostra storia ce l'abbiamo tutta attorno, no? Vedete questo posto meraviglioso che si chiama Pianalunga, noi abitiamo, siamo ai piedi del Monte Rosa, Riva Valdobia è dentro in questo momento nel comune di Alagna Valsesia. Alagna Valsesia è uno dei 3 comuni che fanno parte del Monte Rosa Ski, che sono insieme ad Alagna anche Champoluc e Gressoney, 2 località decisamente più conosciute della nostra, ma certamente anche la nostra destinazione ha dei valori che sono appunto quello che avete visto prima, la ski area del Monte Rosa Ski, ma anche il fiume con il canyoning. Il fiume Sesia è uno dei più importanti fiumi in Europa per il rafting. Ci sono ovviamente, come in tutti i luoghi di montagna, fattorie, caprette, animali, insomma situazioni di verde, di piacevolezza, insomma, che possono essere sia raccontate che fatte fruire poi agli ospiti che vengono su da noi. Ci sono c'è tutta quella parte di arte e cultura. Questa è la chiesa di Riva Valdobia, vedete questo meraviglioso giudizio universale in facciata, che diventa anche questo un oggetto di racconto e anche di esplorazione da condividere con i nostri ospiti. Ecco, la questione è prendere tutti questi temi che ci circondano e ciascuna attività, insomma, appunto anche chi realizza tubi in realtà ha la possibilità poi dopo di guardarsi attorno e di raccontare la propria storia. Ecco, noi qui abbiamo anche la fortuna di avere degli oggetti molto interessanti come questo che state vedendo in questo momento, che è la Capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa in cima al Monte Rosa, a 4.500 metri. Quando hai tutto ciò puoi anche inventarti che per esempio porti su la tua mascotte proprio a 4.500 metri, e quindi prima il formatore che mi ha anticipato raccontava insomma del fatto di poter utilizzare social come TikTok oppure appunto noi molto ancora Instagram e le storie che vengono raccontate lì. Ecco, portare un pupazzo a 4.500 metri e farlo interpretare da uno di noi, insomma, diventa certamente una storia da raccontare. Storia che poi è anche la storia locale. Vedete queste case meravigliose, questa è una zona abitata dai Valser. I Valser sono i primi abitanti che sono arrivati nella nostra Valsesia nel 1200, ecco. Quindi come fai quando metti in piedi una struttura come questa a non avere bene in testa il contesto nel quale stai accogliendo i tuoi ospiti, no? Quindi certamente è importante fare un bell'albergo, certamente è importante ricordarsi anche dove lo si fa. E allora sul fare il bell'albergo poi ti puoi impegnare sempre studiando e cercando di fare le cose al meglio, che era una delle cose che vi stavo dicendo prima, tanto da per esempio riuscire da giudicarsi un premio
negli Stati Uniti come miglior architettura, anzi, miglior no, perché in questo caso abbiamo vinto la medaglia di bronzo, come miglior, come terzo miglior albergo costruito in quell'anno, cioè nel 2016, e questo che vedete è appunto la realizzazione. Quindi è chiaro che tutto quello che riesce a fare facendolo al meglio sarà poi dopo di successo per te, sarà sicuramente uno strumento, qualcosa da raccontare nella storia che racconti. Questo è Mirtillo Rosso, ve lo faccio vedere un po' velocemente, insomma una struttura fatta di legno, ma anche con spunti molto moderni come questa scala interna, e cominciate a vedere in questa struttura un cappellone di Babbo Natale che comincia a farvi capire che non era semplicemente avere un territorio di riferimento e un bell'albergo, ma abbiamo deciso di aggiungerci una terza storia da poter raccontare, e questa storia è una storia collegata al fatto che Mirtillo Rosso nasce come family hotel, come albergo che decide di rivolgersi a un target molto specifico. Ecco, quanto più il vostro target è specifico, tanto più è facile raccontare a quel target lì una storia. E la storia che ci siamo inventati noi è una storia dove il Natale c'entra molto. Vedete qua qualche pacco, qualche fiocco, eccetera, perché Mirtillo Rosso è il primo albergo in Europa, poi probabilmente negli Stati Uniti, immagino che in Texas ci sia un albergo dedicato al Natale, ma che io sappia no. Ecco, il primo albergo in Europa dedicato al Natale. Cosa vuol dire dedicato al Natale? Ve lo faccio capire poi alla fine, perché alla fine vi racconterò una breve storia, però in buona sostanza, come vedete, il Natale per noi è argomento di interior design, quindi dappertutto abbiamo evocato sfere, candele, decorazioni natalizie, luminarie, eccetera. È per noi il Natale anche il racconto che facciamo in termini di comunicazione, il tipo di accoglienza che offriamo ai nostri ospiti, e il mood, cioè il tipo di esperienza che il nostro ospite sa di poter fare quando arriva. Abbiamo deciso di realizzare, insomma, questo tema piuttosto intenso, ma con un certo gusto non plasticoso, bensì appunto, come vedete, molti elementi naturali che caratterizzano il nostro interior design. Questo è Mirtillo Rosso, la parte, il piano di sopra, che è il piano dove c'è il ristorante, il piano di sotto dove c'è la spa, con appunto poi le caratteristiche di un bel albergo in montagna che si posiziona nel segmento 4 stelle, come vi dicevo, per famiglie. Questa, come vedete, sono alcune immagini della nostra spa, le scorro veloci. Ci sono delle altre cose che è importante governare quando si decide di fare una cosa un po' da secchioni, come stavo dicendo prima. Certamente due fattori sono il tempo e il denaro. Ecco, questo era il vecchio edificio che abbiamo cominciato a demolire un anno e mezzo prima dell'apertura, pardon. Questo vuol dire che la nostra sfida è stata quella di demolire, costruire, arredare e organizzare per l'apertura un albergo in un anno e mezzo, quindi in pochissimi mesi, ma era fondamentale riuscire a fare questa operazione. Ma nel frattempo, nel tempo in cui noi stavamo facendo questa operazione, abbiamo cominciato a raccontarla. Queste immagini che vedete non sono semplicemente immagini di cantiere, ma sono le prime immagini che sui nostri social network giravano dicendo stiamo facendo questa operazione qua, sta per nascere un albergo in Valsesia, e cominciavamo a raccontare un po' la nostra storia, facendo vedere anche i camion, i buchi, le ruspe, eccetera, eccetera, e da lì abbiamo cominciato a costruire la nostra fan base, la nostra base di ascolto che ci guardava. Qui scorro un po' veloce perché vedo che il tempo a mia disposizione è già quasi passato. Abbiamo deciso di costruire in bioedilizia proprio per avere anche la possibilità di creare un edificio sostenibile, e quello ovviamente è un altro argomento della nostra storia, del racconto di noi stessi.
Questo vedete è come veniva il cantiere, e questa è la faccia mia il giorno della pittura. Ovviamente, certo che il tempo e il denaro lo puoi governare, le cose le puoi fare da secchione, ma alla fine ti viene quella faccia lì che sembra che sia passata sotto uno schiacciasassi. Però insomma, questo è il lavoro che fate voi imprenditori, che facciamo noi tutti i giorni. Insomma, sappiamo quanto dobbiamo sacrificarci per fare bene quello che dobbiamo fare. Guarda il tuo progetto con gli occhi degli ospiti che verranno. Questo dal mio punto di vista un po' è il nostro motto e ci serve per capire che cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare, ma certamente è anche un modo per decidere come raccontare la storia, cioè la storia, qualunque storia voi raccontate ha un pubblico di riferimento, quindi più è chiaro chi è il vostro pubblico di riferimento, più sarete capaci di raccontare una storia. Qui faccio scorrere velocemente un po' di immagini di quello che è l'albergo, giusto per avere idea. Appunto, la presenza di un Babbo Natale finto che c'era all'inizio, c'è stato il primo Natale e poi basta, Babbi Natale finti. Abbiamo cominciato a lavorare con Babbo Natale davvero, perché i nostri ospiti quello volevano. Ricordatevi che il web è il vostro miglior alleato. Per noi TripAdvisor è stata un'ossessione fin dall'inizio, la nostra reputazione è stata un'ossessione fin dall'inizio. Aver conquistato fin da subito delle posizioni altissime come tra i migliori family hotel in tutta Italia ci ha permesso, insomma, di essere anche più autorevoli quando raccontavamo le nostre storie. Qui di fatto sono appunto ancora immagini che scorrono dell'albergo, l'attività che facciamo con i bambini, l'animazione che abbiamo. Eccolo qua finalmente il Babbo Natale vero, che a un certo punto ha capito quanto era bello venire al Mirtillo Rosso, e quindi Babbo Natale, quello vero, ha deciso a un certo punto di venire proprio lui invece di mandarci dei sosia, e quindi noi possiamo essere ben felici in questo momento di avere Babbo Natale vero tra di noi. Mirtillo è Rudolf, la renna Rudolf con il suo naso rosso, quindi Mirtillo Rosso nasce da lì. Ma da dove nasce l'idea che Rudolf è Mirtillo Rosso? Nasce da questa storia che mi sono inventato prima di aprire, scusatemi qua, mi stanno avvisando che è finito il mio tempo a disposizione, ma vi racconto rapidissimamente allora la storia che ci siamo inventati, perché è proprio stata una storia per giustificare perché al Mirtillo Rosso il 24 di ogni mese arriva Babbo Natale. Ecco, la storia è questa qui. Ci sono Milla, questa bambina, e il suo papà Michele, che sono due valser. Siamo verso la fine del 1800. I due, Milla e il suo papà, sono due appassionati di mirtilli rossi, ed esiste un solo luogo in tutta la Valsesia dove crescono i mirtilli rossi, proprio in una valle laterale che parte dove c'è il nostro albergo. Ecco, come tutti gli anni, il papà Michele cosa fa? Parte attraversando il Colle Valdobia va a lavorare in Svizzera o in Francia nelle grandi cattedrali che stavano costruendo in quell'epoca. Perché stavano costruendo cattedrali con gli amici valser? Le stavano costruendo perché loro sapevano spaccare pietra, quindi erano muratori che lavoravano in queste magnifiche cattedrali, come la cattedrale di Saint-Sulpice a Parigi, che è la seconda chiesa più grande di Francia, di Parigi. Questa facciata che vedete, disegnata da questo nostro illustratore, è stata realizzata proprio da un architetto di Riva Valdobia, del nostro piccolo paesino, quindi sembra incredibile che questa popolazione di montanari poi nel corso dei secoli abbia acquisito anche queste capacità architettoniche. Ecco, il nostro povero Michele, dopo aver lavorato diversi mesi nella sua cattedrale, ritorna a casa perché aveva promesso alla sua piccola che il 24 di dicembre, cioè il giorno della vigilia, sarebbe ritornato a casa e avrebbe passato con loro il Natale. Ma come capitava spesso in quell'epoca, proprio lì sul Colle Valdobia, che state vedendo in questo momento, arrivava la tormenta, e quindi il parroco di Riva Valdobia là dietro, come vedete, aveva costruito un ospizio, un rifugio in cui potevano rifugiarsi i nostri amici valser. Ma in quell'occasione Michele non poteva fermarsi perché doveva correre dalla sua bambina. La sua bambina che vedeva che non stava arrivando il povero papà, e quindi preoccupata mette sul suo cappotto e corre fuori in mezzo alla tormenta, e quasi sfinita
dal vento, dalla stanchezza e dalla tormenta, ecco che vede in mezzo al bosco una piccola luce rossa e lei, quasi svenendo, insomma, dalla fatica di affrontare questa tempesta, comincia a pensare delirando: ma è un mirtillo rosso, cos'è quello? È un mirtillo rosso. Ed è proprio in quel momento che Milla viene in realtà salvata da questa renna con il naso rosso brillante, che è la renna di Babbo Natale, che illumina la pista proprio quando ci sono le tempeste, e che aveva nel frattempo ovviamente riconosciuto, salvato il suo papà, passando sopra alla vigilia di Natale sopra il Monte Rosa, e li aveva raccolti e riportati a casa tutte e due. Milla diventa ovviamente amica della nostra renna Rudolph e la famiglia può realizzare finalmente il suo sogno di vivere insieme il migliore dei Natali possibili. Ecco, questa storia qua si conclude dicendo che Milla e Rudolph rimangono amici, per lei Rudolph rimane Mirtillo Rosso frequenta quindi spesso Riva Valdobia e la valle, e Babbo Natale una volta al mese viene a trovare anche lui la sua renna Rudolph e la sua amica Milla, e passa una giornata con noi, quindi festeggia con noi una sera salutando i nostri bambini, e il giorno dopo viene in passeggiata con noi a esplorare un po' questa meravigliosa terra che noi proponiamo ai nostri ospiti. Ecco, questa è la storia, io mi fermo qui. Spero che mi abbiate sentito, perché non ne ho la più pallida idea. Spero che abbiate visto, perché anche questo non ho la più pallida idea. E intanto vi ringrazio ancora. Grazie. Bellissima storia. Noi ci siamo innamorati leggendo la storia di Mirtillo Rosso, devo dire la verità, e quindi ci fa piacere. Sappi che ci sono degli estimatori che, anche se non hanno figli, verranno a trovare, perché a questo punto Mirtillo Rosso vogliamo vederlo, e anche Babbo Natale. Prima di lasciare la parola a Roberto Borella, volevo capire se c'erano delle domande per Stefano, perché poi io Stefano lo lascerei, visto che è da remoto, non vorrei occuparlo, insomma, dopo se vuole rimanere con noi, ben venga. Se avete delle domande che hanno a che fare con come gli è venuto in mente di fare questa storia, piuttosto che qualche altra cosa che possa riguardare la storia molto interessante, al di là appunto di Mirtillo Rosso, insomma il pensiero che c'è alla base del Mirtillo Rosso Family Hotel. Prego, Federico, anche tu, se per caso vuoi fare delle domande a Stefano per, come dire, provocarlo, fai pure, Far gestire una società brillante, giovane, eccetera, noi siamo disponibili. In questo caso non mi pare, però buono a sapersi. Esattamente, buono a sapersi. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Tutto chiaro? Ok, penso... Ecco, Elena. Hai sentito Stefano? Se no ti ripeto io. No. È vero che tutto l'anno avete il Natale in struttura, cioè è il claim della struttura per tutto l'anno? Assolutamente sì, 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 sì. Come vi dicevo, Babbo Natale è presente soltanto il 24 di ogni mese. Il 24 potrebbe anche essere un martedì, quindi se il 24 Quindi anche il è un 24 martedì, di agosto? un fine settimana, certo. Ah, ok, perfetto. Quindi anche il 24 di agosto. E qui chi ha Assolutamente. bambini trema, perché penso che adesso il pensiero di, di far Natale tutto l'anno è fantastico. Va bene. Stefano, ti ringrazio. Se vuoi rimanere collegato, più che volentieri per noi, intanto ti ringrazio davvero della tua condivisione, e passerei la parola. Grazie a voi, vi ascolto volentieri. Buona Grazie continuazione. Stefano, grazie mille. Il prossimo case history, passiamo dal Rudolph, quindi da un animale grande ad un animale piccolo. Il prossimo case history ci sarà presentato da Roberto Borella.
che è leggo bene, Beekeepers Manager and Research di 3B, che è una agritech startup che si impegna quotidianamente per proteggere le api con la tecnologia e salvaguardare la biodiversità tramite progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale. Quindi abbiamo tecnologia e, come si dice, e animali insieme. E Roberto, adesso ti passo il microfono sperando che funzioni. Prova a vedere se... Proviamo, funziona? Sì, sì. Sì, ok. Ti apro la presentazione e ti do il tuo presenter. Vediamo. Dovrebbe essere questo. Sbagliato. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua a raccontare la nostra storia. Smettiamo un attimo Che le slide. sono io che sono un po' imbranata. Eccolo qua, giusto? Sì, ci Andiamo mettiamo dall'inizio. Bravissimo. Andiamo dall'inizio. Ok. Eccolo. Te lo metto anche a vista intera e ti lascio la Grazie. parola. Grazie mille. 3B nasce da un incontro tra un ingegnere elettronico che lavorava al MIT e Riccardo Barzaretti, che è un biologo, che a quei tempi nel 2017 si era lanciato in una nuova attività, un'attività apistica, quindi aveva iniziato a gestire degli alveari e si era reso conto di numerosi problemi di quel settore. Un elevato tasso di mortalità degli alveari, una riduzione dei pascoli nettariferi e pollinici nell'ambiente circostante, malattie, problemi davvero gravi. Quindi 3B nasce da questo incontro e nasce con un obiettivo, quello di tutelare la biodiversità e soprattutto tutelare gli impollinatori. Quindi l'obiettivo principale e il problema principale da cui parte 3B è quello di tutelare gli impollinatori. Il 55% degli impollinatori sono a rischio a causa di una perdita di habitat naturale, una perdita di boschi nettariferi importante. Il cambiamento climatico sicuramente gioca un ruolo chiave in questo. Abbiamo un tasso di mortalità elevatissimo in Europa e ancora più elevato in America, del 40%, e dobbiamo ricordare l'importanza degli impollinatori. Il 70% di quello che mangiamo deriva dall'attività di impollinazione, quindi gli impollinatori sono fondamentali per la biodiversità e anche per l'uomo, per le attività umane. Quindi chi è 3B? 3B è una startup, un'agritech startup che è stata fondata quindi nel 2017 da Nicolò e da Riccardo, che ha l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità e in primis di proteggere le api. Non solo proteggere l'apis mellifera, l'ape domestica, che tutti conosciamo e che produce miele, ma negli ultimi tempi soprattutto proteggere la biodiversità e anche soprattutto gli insetti impollinatori selvatici, che sono fondamentali insieme ad apis mellifera per la gestione di dei boschi e della biodiversità in generale. Abbiamo lanciato inoltre anche dei progetti che vedono la piantumazione di boschi nettariferi con essenze autoctone e quindi la ricreazione proprio di vere e proprie oasi che consentono di ospitare la fauna selvatica e gli insetti impollinatori. Quindi tutte piante selezionate autoctone che riescono a fornire nutrimento proteico, quindi polline, e nutrimento zuccherino, nettare, fondamentali per lo sviluppo di apis mellifera, quindi di apis mellifera, ma di una marea di impollinatori selvatici. Penso alle osmie, alle mosche sirfidi, eccetera, eccetera. Il team si è sviluppato in maniera esponenziale, nel senso che è partito nel 2017 da Riccardo e Nicolò, siamo arrivati a 35, il prossimo anno arriveremo a 50 probabilmente tutti giovani, abbiamo un'età media di 30 anni, quindi sì, siamo tutti molto giovani. All'interno del team che abbiamo degli sviluppatori, dei dev, che quindi gestiscono tutta la parte web, tutta la parte app. Adesso vedremo bene tutti i nostri sistemi di monitoraggio che aiutano nella tutela degli insetti impollinatori. Abbiamo dei responsabili del marketing, dei PR, dei brand manager, quindi un team affiatato e completo. Io invece io sono un agronomo e mi occupo di progetti di sostenibilità ambientale, quindi piantumazione, e della rete di apicoltori 3B, che è la rete di apicoltori tecnologici più grande del mondo. Che cosa hanno sviluppato Nicolò e Riccardo? Hanno sviluppato HiveTech. HiveTech è un sistema di monitoraggio che consente
di ridurre la mortalità delle colonie e di aumentare il benessere animale. È un insieme quindi di sensori che consentono di monitorare i parametri vitali dell'alveare. Abbiamo quindi la misurazione del peso e attraverso il peso abbiamo informazioni riguardo la presenza o assenza di stress nutrizionale all'interno dell'alveare, la raccolta di nettare, di polline, umidità, quindi informazioni riguardo a come l'alveare sta che cosa sta avvenendo all'interno dell'alveare, quindi esempio se sono possibili problemi di malattie fungine, il suono, la temperatura che ci dà informazioni riguardo esempio alla deposizione, quindi all'ovodeposizione della regina, quindi se la regina sta deponendo, se è presente all'interno dell'alveare, e quindi ci dà tutto un insieme di informazioni che consentono di aumentare il benessere animale, ridurre gli stress, principalmente stress nutrizionali, e quindi ridurre la mortalità della colonia. All'interno, come funziona l'app? Semplicemente c'è questo sistema di monitoraggio. Questo sistema di monitoraggio presenta un'antenna GSM che permette la trasmissione dei dati e quindi semplicemente l'apicoltore con la sua app direttamente sul cellulare o sul computer riesce a monitorare da remoto il proprio alveare e quindi riesce a capire se deve andare in apiario, andare a somministrare alimento proteico, zuccherino in aiuto, se deve andare a mettere i melari e quindi aiuta. Abbiamo sviluppato proprio un DSS, un sistema di supporto di decisione che consente di fare la cosa giusta nel momento giusto. Qui ci siamo chiesti, una volta che abbiamo sviluppato questo sistema di monitoraggio, abbiamo detto, cavolo, abbiamo qui una marea di dati, di informazioni molto interessanti che ci consentono di far capire alle persone che cosa avviene realmente all'interno dell'alveare, cioè che cosa avviene, è un processo enorme, l'alveare è complesso, è una società incredibile dove ogni ape ha la sua mansione, il suo lavoro ben definito. Quindi abbiamo detto, ma perché non possiamo mettere queste informazioni, dare queste informazioni alle persone che decidono di adottare un alveare, di aiutare un apicoltore nella gestione di un alveare? E quindi è nato questo progetto, un progetto davvero grande di adozione di un alveare, che consente quindi al cliente, a chi decide di adottare un alveare, di monitorare attraverso un'applicazione che è molto simile a quella dell'apicoltore, molto simile, tutti i dati dell'alveare, ricevere contenuti multimediali, quindi foto, video dell'apicoltore e riuscire quindi a capire che cosa avviene all'interno dell'alveare e tutti i processi che portano la produzione del chilo di miele che gli arriva direttamente a casa. Quindi il consumatore semplicemente sceglie l'alveare, sceglie l'apicoltore, va sul nostro sito, scarica l'app, monitora attraverso l'app, quindi tutti i dati dell'alveare, temperatura, suono, umidità, quindi riesce a capire un attimo come avviene tutti i processi, ma soprattutto viene sensibilizzato sull'importanza degli insetti impollinatori per la biodiversità e per la natura in sé, per il pianeta, riceve foto e video e decide la tipologia di miele che vuole ricevere direttamente a casa e quindi entro l'anno l'apicoltore gli invia direttamente il vasetto di miele a casa del proprio alveare adottato. Con chi lavoriamo? Lavoriamo quindi con privati che decidono di adottare un alveare, aiutare un apicoltore nella gestione degli alveari, delle api e quindi proteggere le api attraverso la nostra tecnologia, ma lavoriamo anche con aziende, abbiamo numerosissime aziende che decidono di fare con noi progetti di sostenibilità e quindi, esempio, piantumare boschi nettariferi in aiuto degli insetti impollinatori, oppure adottare degli alveari, creare apiari aziendali, quindi numerosi eventi, numerosi progetti che andiamo a creare con le aziende proprio in tutela degli insetti impollinatori e della biodiversità in generale. E lavoriamo naturalmente sul territorio, abbiamo creato degli eventi digitali, degli eventi fisici, laboratori educativi, abbiamo lanciato il progetto Education che ha visto la partecipazione di numerosissime scuole, siamo andati nelle scuole a insegnare, a sensibilizzare i bambini sull'importanza degli insetti impollinatori per la biodiversità e attraverso quindi tutti questi dati i bambini sono riusciti a capire che cosa avviene davvero all'interno dell'alveare, la complessità della società dell'alveare. E abbiamo naturalmente lavorato anche su dei canali social, Facebook, Instagram, siamo riusciti a creare delle comunità di persone
che sono sensibili al tema della biodiversità e quindi davvero questo è fantastico, nel senso che proprio ci seguono perché sanno che siamo un pilastro per la biodiversità e per lo sviluppo di questi progetti. Siamo anche su TikTok, da poco siamo anche su TikTok, assolutamente sì, siamo anche su TikTok. E il bello delle api e degli insetti impollinatori è che sono storie davvero bellissime da raccontare su TikTok. Quindi si riesce davvero a mettere dei video che sono molto seguiti, ma perché l'interesse davvero è tanto, davvero tantissimo. E inoltre abbiamo lanciato, quindi Adotta l'Alveare è partito da una piattaforma web, quindi da un'app, dal sito web Adotta. Quest'anno abbiamo lanciato le box 3B, quindi un cofanetto in questo caso fisico, che consente quindi al consumatore di scegliere direttamente l'apicoltore nel cofanetto. Il cofanetto consente di scegliere l'apicoltore, a vedere qualche apicoltore, noi abbiamo più di 180 apicoltori su Adotta l'Alveare che aiutiamo attraverso la nostra tecnologia, attraverso l'adozione degli alveari. Andare a cercare quindi tra gli apicoltori, vedere le descrizioni degli apicoltori, ma leggere naturalmente anche curiosità delle api. Abbiamo tutto un capitolo riguardante la tipologia del miele, la descrizione dei diversi tipologie di miele all'interno del cofanetto. E come qui, uguale come sito web, ricevere il miele a casa e un certificato personalizzato di adozione. Grazie. Grazie Roberto. Devo dire che il caso di 3B ci ha colpito molto perché è un modo veramente interessante da questo punto di vista, sì, di partire da un problema che è quello della mortalità delle api, no? E quindi della biodiversità, del problema della biodiversità, e andare verso un lieto fine, che vuol dire per le persone essere vicine alle api, scoprire. Io ho avuto l'opportunità di scoprire il mondo delle api parlando con degli apicoltori ed è veramente una società meravigliosa, e dall'altra parte anche averne un reward, come direbbero i nostri amici marchettari, ovvero un chilo di miele a casa. E quindi questo secondo me è proprio un bellissimo esempio di storytelling proprio nell'essenza dell'azienda stessa. Come vedete, gli strumenti che loro utilizzano, ma anche prima parlando con Stefano lo abbiamo visto, no? Giustamente Federico ci diceva prima, questa cosa vale per tutto e lo vedremo dopo, perché dopo l'ultimo racconto che avremo, non nei Case History, ma dopo quello di Bianca Sartirana, è quello di una producer che idea e realizza video, e quindi che siano video, che siano storie scritte, che siano social, che siano cofanetti, che siano siti web. Quindi le storie le troviamo veramente in tutti gli strumenti di comunicazione. Un'oasi della biodiversità è fatto sicuramente da arbusti, arboree, e anche i prati polifiti sono fondamentali. L'obiettivo di questi boschi è creare una scalarità nella fioritura, avere delle essenze che è una fioritura scalare, che consentono agli insetti impollinatori di raccogliere nettare e polline durante tutto il periodo primaverile, estivo, autunnale. Quindi l'obiettivo di questi boschi sono proprio pensati per fornire nutrimento proteico e nutrimento nettarifero proprio durante tutto l'anno. Ed è il problema in questo momento, secondo me, di molti boschi, cioè abbiamo tantissima acacia, quindi che fiorisce tantissimi boschi di robinia che fioriscono tutti in quel determinato momento, e questo è un problema perché l'api si raccoglie in quel preciso momento, ma il mese prima ha dei problemi elevati a trovare nettare e polline necessari per lo sviluppo della covata e delle nuove larve. Quindi sì, l'obiettivo è riuscire a creare un bosco che consente di fornire nettare e polline sempre. È l'apicoltore che si racconta in questo caso. Quindi ogni apicoltore riesce a raccontarsi attraverso Adotta un alveare. E questo è bello, nel senso che è l'adottatore che sceglie l'apicoltore in base alle descrizioni, alle foto, a tutto il materiale che l'apicoltore carica sul suo profilo. E quindi ogni apicoltore racconta una storia ed è il consumatore che decide quale storia appoggiare.
Sì, abbiamo fatto una piccola formazione anche per gli apicoltori riguardo la gestione della piattaforma, sì, sì, assolutamente. Poi è stato un processo comunque naturale. Gli apicoltori hanno capito che venivano seguiti perché raccontavano la storia e perché caricavano foto e video interessanti che alla gente piaceva. Quindi più video, più foto caricavano e più venivano apprezzati dalle persone. Quindi hanno iniziato sempre di più a caricare contenuti, eccetera. All'interno di un alveare ci sono circa 60.000 api durante il periodo estivo. Durante il periodo invernale, autunnale si arrivano a 25-30.000 singole api all'interno di un alveare. No, beh, è un numero vero perché tutta la tecnologia ci consente di andare a monitorare e a capire quante api ci sono all'interno dell'alveare attraverso le variazioni di peso. Sappiamo il peso di un alveare, sappiamo quanto varia il peso all'interno di un alveare durante un tot di ore, durante le ore della giornata, e quindi riusciamo a calcolare anche, esempio, le bottinatrici che escono dall'alveare e che vanno a bottinare i boschi, i prati. Non so se avete visto che c'ha una mosca che gli gira Sì. attorno, che è gelosa delle api, secondo me, quindi vuole anche lei attenzione. Roberto, grazie. Grazie. Una figura poliedrica che si divide tra business, design, comunicazione e turismo. E il suo cognome è un'eccezione grammaticale. Nasce in una famiglia con 2 anime, un'azienda di moda da un lato, da un'azienda agricola dall'altro. Cadememi, la casa di Memi, nasce nel 1933 ed è oggi ospitalità, eventi e cibo. Si trova in Veneto, in una via Roma nel centro di un paesino che si chiama Piombino Dese, tra capannoni di cemento e colline di vigneti, tra ville palladiane e rotonde tutte uguali. Bene, allora ad Elena diciamo abbiamo chiesto perché la loro storia è molto, veramente molto interessante. Non so se avete avuto modo di conoscere, di essere insomma lì a Cadememi, ma è veramente molto particolare. Per cui le abbiamo chiesto di essere con noi oggi e di raccontare la loro storia, la loro comunicazione. Poi ho visto che ha preso un sacco di appunti, ha cambiato tutto mentre parlava Federico, parlavano gli altri, per cui sono curiosa. Allora, appunto, io vi parlerò di quando l'agriturismo non è in campagna, e cioè di come trovare, un po' come ha fatto anche Mirtillo Rosso, cioè di come diventare una destinazione quando non si è in una destinazione prettamente turistica, e quindi di conseguenza come raccontare una storia ma che sia coerente con se stessi, con il territorio e con l'ambiente nel senso di struttura. Quindi anche se si pensa a una storia, la si ha in mente, la si racconta, non si può raccontare solo online o sugli opuscoli, anche il luogo stesso, quindi quando le persone poi vengono a visitarti devono riconoscere questa storia, la devono trovare, e quindi come diciamo è in gergo marchettaro la brand experience, no? Quindi come trasmetto il mio brand in tutti i touch point, quindi tutti i punti di contatto, e poi anche come quindi il cliente la percepisce. Come dicevo, sono un'eccezione grammaticale, quindi il mio cognome si scrive con la CQ come acqua. Questa appunto sono io e questa invece non sono io. Questa è una gallina padovana e poi ritornerà e vi farò vedere perché. Appunto il logo è una gallina, il significato di Cadememi significa casa di Memi. Memi era il mio nonno, si chiamava Geminiano, ma tutti appunto lo chiamavano Memi. La storia è questa: la casa è qui dal 1933, qui nel senso di Piombino Dese, paesino dell'Alta Padovana, che dopo vi racconto bene dov'è. Comunque oggi sono qui appunto per raccontarvi come in questi anni, diciamo che rispetto a Mirtillo Rosso, che è una nuova struttura, quando tu in quella casa ci nasci, c'è nata la tua famiglia, ci hanno vissuto tutte le generazioni, è più difficile guardarsi da fuori, è più difficile anche riconoscere che tipo di investimenti e cambiamenti vanno effettuati. Quindi diciamo il nostro è un percorso di consapevolezza, arrivando anche tutti da settori diversi, quindi molto spesso, come tante famiglie in Veneto hanno, magari fanno altre attività e poi hanno anche un'azienda agricola o hanno dei campi o hanno delle cose, quindi molto spesso bisogna anche sapere che
si arriva ad altri settori e quindi bisogna prendere in mano anche delle altre cose. E questo l'abbiamo fatto perché quando si ha a che fare con questo heritage, quando si hanno questo tipo di passati e di storie, bisogna anche saperle prendere e sapergli dare un po' la forma che si adatta anche a quelli che sono i propri valori, la propria diciamo storia, per essere felici, per fare quello che si fa ogni giorno senza creare qualcosa che non ti rispecchia, che non sia coerente con se stesso. Quindi oggi, diciamo, vi raccontiamo un po' come noi siamo arrivati a capire in che modo raccontarle le storie, quindi un po' il percorso di consapevolezza. Quindi la situazione, che io ho chiamato situazione, Stefano prima ha detto il problema, però i problemi non mi piacciono, quindi più la situazione. Allora, i vincoli che avevamo, no? Quindi Cadememia è la casa di famiglia, è in una zona non turistica, abbiamo sempre avuto dei budget limitati, perché comunque limitati dal fatto che poi la struttura ha un numero limitato di stanze, quindi non riesci a investire troppo se poi il tempo di rientro è troppo lungo. Abbiamo un'azienda agricola che in questo caso, in alcuni casi, è un vincolo. Soprattutto per fare delle crescite di un certo tipo. Avevamo fatto dei restauri in passato senza avere determinate consapevolezze in ambito hospitality, quindi avevamo delle misure standard già di un primo restauro di camere e diciamo abbiamo come agriturismo abbiamo appunto ristorazione ed eventi entro un certo limite di anche in questo caso di cose. Quindi per zona non prettamente turistica cosa intendo? Che logisticamente noi siamo in un centro comodissimo, no? Io dico sempre sono comodissima, a 30 minuti arrivo dappertutto. Però io come ci porto le persone in quei 30 minuti da dove arrivo dappertutto? In una zona in cui sì, ho Villa Cornaro di Andrea Palladio Pimenodense, ma una villa privata in restauro da 3 anni, chi se ne frega la gente, cioè nel senso bello Palladio, la vedo da fuori, davanti a un edificio orribile, vado a vedermi un'altra villa, ok? Cos'ho? Ho Venezia, ci posso arrivare in treno, bellissimo, i treni finiscono alle 9 di sera, comodissimo in un mondo del 2022 in cui bisognerebbe prendere i mezzi pubblici. Ho Padova, comunque comoda, però diciamo tutto il resto comunque prevede l'utilizzo della macchina o comunque il treno in modalità limitata in un paese in cui non ci sono ristoranti, quindi la sera io sono costretta a dare ristorazione a chi dorme da me, soprattutto chi non ha la macchina, quindi se io sponsorizzo il mio luogo come movimento green, treno, bici, non mangiano, cioè o gli do da mangiare io o non mangiano, mangiano una pizza, che va benissimo, però esatto, lo dico consapevole, ok? Quindi diciamo, cosa ci troviamo? Ci troviamo spesso davanti un Veneto comunicato in questo modo, no? Abbiamo le città d'arte, abbiamo i vigneti, abbiamo bellissime campagne, abbiamo tutto questo e diciamo, no, sì vi dico agriturismo. Cosa pensate quando io dico agriturismo? Prime parole che vi vengono in mente. Esatto, mi viene in mente, soprattutto se sono uno straniero, mi viene in mente la Toscana, i filari alberati, mi viene in mente la piscina, le colline, il verde, tanto è bello, la campagna, eccetera. Il mangiare, questa è una cosa soprattutto veneta, perché in Umbria non si mangia negli agriturismi e neanche in Toscana, non sempre. Però noi non siamo lì, noi siamo nella metropoli orizzontale, noi siamo in via Roma 4 a Piombino Dese, dove la situazione è questa, vedete di verde non c'è molto, c'è quella roba verde, è quello vincolato della villa, ma non è nostro. Quindi uno dice ok, bello, bello l'agriturismo, è più simile a questo, cioè questo è il panorama, capite che c'è la Torre Eiffel lì vicino, ma non siamo a Parigi, e è un po' più simile a questa cosa qua. Beh, voi andreste in vacanza? Ecco. E allora uno dice, ok, io ho un'azienda agricola, ma negli anni cosa è successo? È successo questo, no? Che tu hai tutti dei terreni frammentati, che vuol dire più difficile coltivarli, più difficile entrano in piani regolatori che poi altri cinema e dici, ok, quindi adesso io cosa faccio? Come la gestisco sta roba? Quella è la stazione per farvi vedere, è quello, il quadratino è dove siamo noi. E poi c'è questo tema. Se io vi dico contadina, cosa pensate? A volte è un'offesa o a volte è uno stereotipo, ok? Dove mi devo trovare? No, no, perché mi fa la pasta fatta in casa, così.
Niente, nessuno di noi ha fatto agricoltura o cucina. Mia sorella ha lavorato in giurisprudenza, mia mamma in economia e io in architettura. E ci siamo avvicinati a questo mondo successivamente, o comunque ci siamo nate, però diciamo sempre visto molto, in modo molto tangenziale. E quindi se vi dico mangiare in agriturismo, cosa pensate? Alla quantità più che alla qualità. E qui c'è l'inghippo, perché in teoria dovrebbe essere molta più qualità rispetto che alla quantità. Perché io mi devo aspettare in un agriturismo di pagare 20 euro, quando sono persone che lavorano 14 ore al giorno, per garantirti un prodotto di altissima qualità? Dovrebbero. Quindi qui c'è l'inghippo, abbiamo detto no, noi non ci stiamo a questa cosa qua, perché non siamo noi, cioè non è così, non è giusto, non è questa cosa, perché se io sono custode della biodiversità, devo investire in un certo modo. Come lo comunico anche? Lo comunico anche attraverso un cibo di un altro tipo, quindi dopo insomma lo vediamo, però abbiamo deciso per esempio come da sempre, da quando abbiamo aperto, di fare ristorazione su prenotazione, perché fare da mangiare richiede tempo, richiede l'utilizzo del cibo in un certo modo, richiede anche la materia prima di un certo tipo che non è detto che tu abbia per tutto l'anno, quindi a un certo punto quella cosa non c'è più, quindi non la puoi andare a comprare, non è finita, fine. E quindi un altro tema che ci siamo chiesti, camere di un agriturismo, cosa pensate? Le camere spaziose, delle camere a volte anche da 4 persone, tutte di un certo tipo di metratura, diciamo. E noi avevamo appunto da questo restauro delle camere così, ci siamo trovati, ho detto cosa facciamo di queste camere? Sono piccoline, però il piccolino magari per un cliente business può funzionare lo stesso. E quindi abbiamo detto, ok, quindi cliente business, quindi siamo in una zona di industria effettivamente, quindi forse noi dobbiamo guardare di più al cliente business che al cliente leisure, perché in quella zona lì forse attraggo di più un cliente business. E allora ci siamo chiesti tutte queste domande, a chi ci rivolgiamo, qual è il nostro target, come restauriamo, cosa coltiviamo, cosa alleviamo, se quella è un po' il paradosso. Noi avevamo mucche da latte, capite bene che in via Roma 4 le mucche da latte dal 90 in poi era un po' difficile tenerle. E cosa offriamo? E allora abbiamo visto anche noi l'opportunità, come Stefano, la sfida. Allora abbiamo detto, dobbiamo guardare effettivamente col cappello di chi non è veneto, cosa può esserci in quella zona. Perché sono quelle le persone che poi vengono a trovarti, perché sennò chi è veneto è già lì. Io parlo per il dormire soprattutto, no? Per l'attrazione di portare le persone. E anche per gli altri per differenziarti da quelli che sono i competitor della zona. Abbiamo detto, allora, quali sono le caratteristiche socioculturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini che caratterizzano il luogo, l'ambiente, la città, cioè il paesino in cui siamo? Abbiamo detto, allora, siamo sicuramente in una zona di industrie, siamo in una zona di campagna, quindi no, la classica società casa, capannone, campo, questo è il binomio, scusa il binomio, la triade, e quindi abbiamo detto ok, dobbiamo vedere 3 cose in modo differente. La personalità nostra, non arriviamo da un retaggio culturale di un certo tipo e siamo comunque tutte figure poliedriche. La diversità, intesa come diversificazione dell'offerta e anche biodiversità, quindi anche preservare quello che è la storia in un modo, diciamo, sia per quanto riguarda l'allevamento, sia per quanto riguarda l'agricoltura, in un modo un po' diverso, un po' originale. Originale però dettato dalla biodiversità già presente nella regione e la bontà. Quindi sulla personalità abbiamo detto ok, allora investiamo sulla personalità del territorio, della famiglia e della casa, perché comunque è un territorio che ha personalità, perché ci sono appunto, dicevo, musei di impresa, aziende, tantissime aziende. Siamo al centro del Veneto, quindi la logistica è fondamentale quando devo visitare una regione. Ho la stazione del treno che per quanto poco un po' mi funziona e ho tantissimi artigiani, oltre che alle aziende. Della famiglia, appunto, abbiamo artisti, abbiamo sarti, architetti, cuochi, abbiamo un sacco di relazioni dettate dai lavori precedenti che abbiamo avuto e attuali anche che abbiamo. E poi la personalità della casa. Abbiamo soffitte ricche di oggetti, mobili da restaurare, spazi da trasformare e storie da raccontare. E quindi abbiamo detto, ok, abbiamo questa situazione prima normale, diciamo, una casa normale, cosa facciamo?
Abbiamo preso la zia Vilma, che è l'artista di famiglia, e ha detto: zia, guarda, è l'occasione della vita, c'è la pandemia, sei in pensione, adesso puoi disegnare 12 ore al giorno e occupare il tuo tempo così. Allora, no, a parte gli scherzi, non solo la pandemia, è iniziato prima questo processo, ma la pandemia ci ha aiutato, non avendo gli ospiti, ad accelerare il processo di personalizzazione di tutti gli spazi. E quindi ha creato, diciamo, ha tradotto in disegno tutto quello che è la storia della casa e gli elementi che sono presenti in casa. Ok, quindi si vede poi alle pareti la storia delle persone tramite i colori e quindi abbiamo fatto, diciamo, ribrandizzato tutto quello che è l'azienda agricola, la storia, le persone anche all'interno delle pareti. Quindi adesso ci sono più di 300 quadri appesi nella parte, diciamo, di camere dell'agriturismo, raccontando anche, appendendo anche, per esempio, ceramiche di Bassano, un'altra serie di cose che quindi ti raccontano già il territorio attraverso quello che le persone vedono. Dopodiché, cosa abbiamo fatto? Abbiamo anche personalizzato le stanze e abbiamo fatto un'operazione sia di riuso, però un riuso sensato, non un riuso diciamo posticcio, perché ovviamente dopo insomma le cose devono anche essere ben presentabili. Abbiamo preso magari i mercatini oppure cose dalla soffitta, abbiamo confezionato su misura alcune parti di tappezzeria usando tessuti di aziende locali, abbiamo fatto collaborazioni con designer artigiani locali, abbiamo per esempio piuttosto di chiamare le stanze con dei numeri, abbiamo usato le lettere, così ogni camera ha una storia da raccontare, poi c'è abbinata una storia ad ogni camera, prendendo le lettere del museo d'impresa della tipoteca, e insomma via così, cercando di dare ad ogni stanza una connotazione diversa. Quindi anche se diciamo il problema era sono piccole di metratura, ok, però ci racconto una storia o comunque cerco di dare anche una personalità ad ogni stanza. Poi cosa abbiamo fatto? Quindi rifatto tutti i servizi fotografici, abbiamo raccontato, poi cambiato tutto il sito e quindi abbiamo detto ok, bisogna applicare questo brand anche usando la personalità, applicandolo anche al luogo in cui ci si trova. E poi abbiamo ragionato sulla diversità. Questa è un'operazione che, insomma, come sapete, in agricoltura poi tutto è molto lento, quindi questa è un'operazione iniziata molto, molto, molto prima. Abbiamo cercato di capire come differenziarci, abbiamo detto ok, allora in una casa in centro paese cosa posso allevare? E noi abbiamo sempre avuto le galline come diciamo passione, come anche appunto caratteristiche, tant'è che è nel logo, e abbiamo deciso di specializzarci nelle razze rare di avicoli. Quindi noi abbiamo tutte le razze rare venete, sono tutte iscritte al registro delle razze rare venete, abbiamo fatto dei lavori con Veneto Agricoltura proprio per capire cosa facciamo il ciclo continuo di tutto quello che sono le galline, quindi abbiamo noi i pulcini, noi la parte di riproduzione e siamo, per quanto riguarda la coltivazione, agricoltori custodi del mais cinquantino, quindi abbiamo deciso di specializzarci in varietà di mais a impollinazione libera che, guardo te, che richiedono meno utilizzo di acqua, hanno ovviamente una produzione bassissima, ma il prodotto è molto più buono. Quindi abbiamo deciso in questo senso di andare, di andare sulla qualità. Sugli ortaggi e la frutta piantiamo in modo ridotto per quello che è diciamo, l'utilizzo delle colazioni, la trasformazione in prodotti da vendere nella nostra bottega e online e per il consumo della ristorazione, tutto quello che riguarda varietà, quindi abbiamo semi cimelio o comunque varietà particolari di verdure e frutta. La diversità che dicevamo si abbina all'unicità di offerta, quindi dare anche dei workshop di education diversi, quindi anche appunto ci abbiniamo, poi vediamo l'illustrazione all'agricoltura, abbiniamo un po' quella fattoria didattica, però più che magari il contatto con l'animale è anche una rappresentazione creativa dell'animale, una collaborazione con designer, con architetti e altre figure di questo tipo e quindi organizziamo anche team building e altre attività aziendali in struttura. Vi faccio vedere un po' di galline che abbiamo sia razze venete che anche razze ornamentali un po' da tutto il mondo, la morosetta non è veneta, però ci piace molto, anche la Cemani
non è veneta, è un gallo tutto nero che mi rappresenta molto, io amo molto il nero. C'è la Millefiori di Lonigo invece che è una razza veneta, l'anatra corritrice, poi le anetre mute, le ocche, le padovane, abbiamo disegnato noi le casette e costruite, tutte diverse, quindi abbiamo fatto da bravi veneti una lottizzazione interna anche noi all'azienda agricola. E quindi questo ci permette di avere anche dei prodotti un po' diversi rispetto a quelli che ci sono sul mercato. Quindi abbiamo le uova arcobaleno, le fanno le galline così, non siamo noi che le coloriamo, continuo a sostenere. Abbiamo i mais antichi perché poi noi coltiviamo il mais cinquantino, ma abbiamo la confraternita del mais con la quale collaboriamo con altri coltivatori, custodi della biodiversità, dove coltivano la Badoera, per esempio, e il mais rosso di San Martino. Ecco, questo è il processo, è iniziato nel 2000, scusami, abbiamo iniziato nel 2015, diciamo che il primo raccolto utile per la commercializzazione è stato proprio nel 2020, pandemia, e quindi abbiamo iniziato a poi trasformare i prodotti, questi poi sono alcuni degli ortaggi particolari e frutta che coltiviamo. Esperienze particolari che noi organizziamo durante l'estate soprattutto sono per esempio il workshop di torte per i bambini, quindi insegniamo a creare torte particolari partendo da immagini anche visive della storia dell'arte. Parliamo di Villa Immaginaria, quindi qui avevo fatto una collaborazione con uno studio veneziano, si chiama Studio Saore, dove siamo andati a scomporre tutti i componenti delle ville palladiane per creare la propria villa. Abbiamo fatto dei workshop di ghirlande utilizzando le piante che noi abbiamo, varietà particolari all'interno del giardino, e quello di galline con un'illustratrice, anche lei veneziana, Camilla Pintonato, su tutte le varietà delle galline. Ecco, questo è un esempio sul tipo di attività che andiamo a creare, dove tutto è coordinato, anche i biscotti sono a forma di gallina. Ecco, questo è un esempio invece delle ghirlande, dove in questo caso si va ad assaggiare, per esempio, lo sciroppo di sambuco fatto in casa, una serie di cose che richiamano, quindi è tutto, diciamo, coordinato con la storia. La bontà, e quindi diciamo abbiamo ridotto di molto la ristorazione dopo la pandemia, dalla pandemia in poi abbiamo puntato su quelli che sono, noi la chiamiamo la bontà prêt-à-porter, quindi la parte di bottega e di collaborazione anche con altri brand che magari sono al di fuori dal contesto food. E abbiamo lavorato molto sull'e-commerce, quindi diciamo abbiamo messo a sistema, vedete col mais abbiamo creato le farine da polenta, la polenta stessa, e questo perché? Perché appunto questo è un mais che si presta bene a dei prodotti di nicchia, perché la produzione è poca e il sapore è diverso rispetto al mais tradizionale, e appunto come vi dicevo abbiamo iniziato questo tipo di lavoro proprio per avere un prodotto anche che diciamo fosse sostenibile sia per il tipo che non usiamo additivi chimici, non vengono per esempio, ecco vi parlo della resa, no? Abbiamo 25 quintali su un mais tradizionale, 25 quintali di pannocchie per ettaro, in questo caso noi te ne dà, cioè 25 scusate, è quello che ti dà il cinquantino, invece un ibrido medio te ne dà 90, cioè giusto per farvi capire la quantità. La cosa positiva di questo mais è che non va irrigato, resiste bene al problema della siccità e quindi diciamo è una coltivazione per cui riesci ad ottenere dei buoni risultati. Poi questo insomma, se volete ritorniamo nel dettaglio, però quindi dal mais facciamo la pasta, poi con la verdura appunto facciamo tutta la classica tutto quello che è diciamo il prodotto che si abbina. Le uova le abbiamo chiamate UOV
A, che è uova ottime di Volatteri Allegri, perché sono appunto, diciamo, noi diciamo sempre che le nostre galline stanno meglio di noi perché hanno la loro casetta, le loro cose, il loro spazio per razzolare. Ecco, questi sono un po', per esempio, questo è un prodotto, la sangue di drago è il nome di una prugna, piace molto ai bambini e quindi questo è anche il fatto di, potevamo chiamarla prugna normalmente, invece vogliamo anche poi raccontare quelle che sono le varie storie al di là di quello. Cerco di cosa abbiamo fatto per arrivare alla, anche a costruire il servizio per i nostri clienti. Abbiamo anche chiesto proprio ai nostri clienti e chiediamo costantemente feedback, abbiamo la nostra newsletter che si chiama Magnolia, dove raccontiamo storie non solo di noi ma anche del Veneto, e cerchiamo di appunto raccontare anche, personalizzare sempre ogni messaggio, ogni tipo di pacchetto che diamo ai nostri clienti. Abbiamo fatto delle collaborazioni, per esempio, con questa azienda di Riviera del Brenta, che è Womsh, loro fanno scarpe vegane. Abbiamo collaborato con loro per il lancio delle loro calzature che hanno praticamente questa lavorazione della pelle con gli scarti della mela, e quindi abbiamo creato con loro insieme dei prodotti ad hoc che venivano poi recapitati agli influencer e venivano raccontati, quindi abbiamo personalizzato le etichette proprio. Questo era un prodotto, adesso non esiste più, era stato creato per quell'occasione. E dove era spiegato anche tutto il racconto, diciamo, della cosa. Quindi abbiamo visto, diciamo, le 3 cose che abbiamo deciso di capire per raccontare delle storie in modo differente. Quindi il percorso di consapevolezza, che sono appunto capire che la personalità non va nascosta ma va valorizzata e va spiegata, raccontata. La diversità si intende appunto sia come biodiversità sia come diversità di offerta, quindi dare il motivo a qualcuno di venirti a trovare se sei in una zona che non è una destinazione, e la bontà perché ovviamente tu millanti le prime 2, la terza è necessaria ed è il motivo anche poi per cui le persone si ricordano, no? Un po' la Madeleine di Proust. Questi sono i consigli che noi diamo, no? Molto spesso, perché quando ristoratori o albergatori ci chiedono dei consigli, o anche chi lavora nel settore del turismo, spesso quello che si ha è già un tesoro, basta guardarlo sotto un altro punto di vista. Quindi quello è veramente importante capire, cioè non ce li ho, il vigneto non ce l'ho, punto. E quindi avrò qualcos'altro, e quindi bisogna inventarsi qualcos'altro. Il territorio va sempre guardato con gli occhi di chi non è di qua, perché chiedere sempre, guardare sempre da qualcuno che viene da fuori, non parlo solo italiano, parlo americano, l'inglese, per esempio guardare i film sull'Italia fatti dagli americani, quello è importantissimo perché ti fa capire come loro ci vedono, che stereotipi loro hanno di noi, come li devo o abbracciare o distruggere, a seconda di che stereotipo è, o comunque far capire, no, questo tipo di cose. È uscito su Netflix un film orribile di recente che si chiama A Love in the Villa, e raccontavano di quanto di questo tassista che spiegava che lui fa i cannoli migliori del Veneto. Adesso io capite che il cannolo mi risulta un po' difficile, ecco. Però è importante sapere che ci sono queste cose e quindi poi come vanno raccontate. E poi bisogna sentirsi liberi di esprimere la propria personalità, di raccontare le proprie storie e non aver paura di sembrare strani o di andare controcorrente, perché comunque c'è sempre tu sai già che stai parlando a qualcuno e magari hai un target specifico alla quale ti stai rivolgendo. E perché? Perché ti vuoi rivolgere ad ospiti ecco, che ti piacerebbe avere perché entrano a casa tua, cioè nel mio caso sono a casa mia, ci devo lavorare, i miei genitori ci vivono in quella casa, nessuno vorrebbe gente antipatica a casa o che non rispecchia quello che sono i tuoi valori e la tua personalità. Cioè ci devi andare d'accordo, ci devi parlare, ci deve essere il rispetto reciproco sia noi per loro sia loro per noi. Quindi E il quinto punto importantissimo, non fare tutto da solo, perché anche se si hanno le competenze e anche se no, aspetta, se si hanno le capacità, si rischia di andare di girare a vuoto, e quindi è importante anche affidarsi spesso a dei consulenti, a delle persone che ti possono aiutare nel mettere a fuoco, nel guardare con gli occhi diversi quello che si ha.
E questo perché lo dico? Perché avevamo fatto appunto un percorso anche con diversi, diciamo, consulenti, anche con la regione, abbiamo approfittato e goduto, per fortuna, di una serie di consulenze e ci hanno aiutato appunto a prendere la consapevolezza che dicevo. Poi la consapevolezza va messa a terra, però l'importante è averla. Basta, questi sono i ringraziamenti, poi non so se vi darà le presentazioni, Certo, però insomma abbiamo certo. raccontato tutto. Comunque siamo di nuovo in progettazione, cambieremo subito tra poco l'immagine, una serie di cose perché non ci piace A stare proposito fermi. di quello che dicevi prima, lasciare qualcosa per dopo. Grazie Elena intanto. Grazie. Tradizionale perché hai un po' quella dimensione domestica ma con gli stessi un po' servizi dell'hotel e sei logisticamente comodo a tutte le industrie, sei vicino poi. Quindi quella è una cosa per cui anche la comunicazione tradizionale sui canali tradizionali non lo prendi quel tipo di turista, devi fare un lavoro di convenzioni con le aziende del territorio, quindi in quel caso lì poi lavori per anche una serie di servizi di quel tipo, quindi quello comunque ti fa un 50%, 60% di presenze annue e è importantissimo quel turismo lì. Lo chiamo turismo, non è turismo comunque del cliente, il segmento leisure, diciamo, perché, no, lo chiamo turismo perché poi in realtà a volte ritornano, portano la famiglia a vedere dove sono stati o comunque portano il prodotto a casa, quindi in questo caso la bottega. Esatto, si crea una relazione anche più continuativa, quindi tu comunque quello è importante e nel periodo Covid anche è stato molto importante avere quel tipo di segmento di clientela perché dando la ristorazione noi siamo riusciti a continuare a lavorare perché le aziende continuavano a lavorare e avevano bisogno delle persone per farle dormire. Poi abbiamo noi non ci rivolgiamo al pubblico italiano come clientela per il dormire, prevalentemente noi abbiamo stranieri, lavoriamo tantissimo con olandesi per il turismo in bicicletta, quindi sì, noi ce l'abbiamo, non l'ho detto, ma ce l'abbiamo. Eh. No, non abbiamo ancora la bike office, diciamo che noi lavoriamo con delle agenzie che fanno loro da provider di servizio di bici e collaboriamo con delle persone del territorio che fanno questo, perché altrimenti tu per quel numerica che hai non puoi essere anche un meccanico di bici e avere tutto quel tipo di cose, quindi noi lavoriamo anche per creare connessioni un po' virtuose con il territorio, quindi molto spesso se devono affittare una bici, io ho quelle 2 o 3 persone che so che affittano le bici, che fanno quello di servizio, quindi a seconda anche del voglio la bici sportiva, voglio la bici così, voglio la bici colà, allora gli trovi diciamo, il servizio di cui hanno bisogno. Quindi diciamo olandesi, inglesi, noi abbiamo fatto delle relazioni con dei portali inglesi per avere l'incoming inglese, anche perché l'inglese e poi diciamo l'anglosassone inglese, australiano e poi alcune parti dell'America, un certo tipo di cliente americano capisce e comprende questo territorio e sono clienti, io li chiamo di ritorno, nel senso che magari hanno già visitato Venezia, hanno già visitato Verona e vengono per visitare l'entroterra, quindi molto spesso per farsi il tour del Palladio o vedere un altro tipo di Veneto. E anche le aziende, per esempio, mi capita, quindi tanti che uniscono il momento di formazione professionale al momento di piacere, se ti ho risposto. L'altra domanda, sì, si mangiano anche quelle. Ecco, Federico. No, il logo è non è che lo cambiamo nel senso che diventa un'altra cosa, è un upgrade dall'essere un po' artigianale all'essere un po' più. Sta benissimo, molto felice di essere riconosciuta, adesso tutti vogliono comprare, quindi dobbiamo fare tutto il merchandising, quindi c'è tutto un lavoro. Bene, Grazie mille. grazie davvero Elena.
Secondo me guardare con gli occhi di chi non ti conosce, perché molto spesso noi tendiamo, parlo anche da comunicatrice, a non guardare con gli occhi di chi non ci conosce, ma a farci il film con i nostri occhi, e questa cosa immagino anche Federico non va bene. E l'altro tema è la collaborazione, corretto anche la parte diciamo di consulenza, però tu hai anche collaborato, e stessa cosa Roberto, eccetera, con altri, quindi l'elemento della collaborazione diventa importante in questo senso. Bene. Ora andiamo a raccontarvi come si fa storytelling dal punto di vista proprio della realizzazione di video. E quindi volevo qui con me, eccola qua, Bianca Sartirana, che è un executive producer. Aspettate, leggo anche per lei perché merita, al di là della giovane età. Dopo un inizio nel backstage della Settimana della Moda, si sposta nel mondo del cinema, completando la formazione letteraria tra il MISP della Cattolica di Milano e lo SVA di New York. Inizia la carriera professionale in Lux Vite, lavorando a progetti TV e cinema come Bianca come il latte e Rossa come il sangue e Fratelli Unici, per poi aprirsi al mondo corporate ed entrando nell'area comunicazione del campus biomedico di Roma come responsabile degli eventi. Dal 2012 lavora in coppia con il marito, autore e direttore artistico Federico Caponera, come executive producer, con all'attivo più di 50 tra spot televisivi, web radiofonici e progetti audiovisivi indipendenti. Orgogliosa mamma anche di 2 bimbi. Bene, Bianca, a te la parola. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto, diciamo, io ho 2 ingratissimi compiti. Il primo è quello di tenervi svegli adesso dopo 2 ore di workshop e in orario quasi prandiale, quindi questo primo ingratissimo compito. Secondo ingratissimo compito è parlare dopo questi interessantissimi interventi, soprattutto, diciamo, dopo l'apertura di Federico Favot, perché diciamo voi non so se conoscete tantissimo il mondo della produzione audiovisiva del cinema, ma diciamo che tra sceneggiatori e produttori c'è sempre una certa dialettica, nel senso che l'autore è quello che apre dei mondi visionari bellissimi e il produttore è quello che mette a terra e dice sì, però qua non c'è budget. Tendenzialmente è questa. Però non so, qualcuno di voi ha mai visto Boris, la serie TV? Ok, beh, qualcuno l'ha vista, allora per chi non l'ha vista non guardatela, non è vero, scherzo. È una serie TV molto divertente che racconta il dietro le quinte diciamo serie TV, diciamo delle fiction italiane. Come dice un amico che è tra l'altro il montatore di Sorrentino ed è il montatore della nuova stagione, dice per chi non vive nel nostro mondo non sa che in realtà è neorealismo, perché effettivamente ci sono delle situazioni assolutamente assurde, però molto divertente. Quindi da una parte vi dico guardatelo, dall'altra vi dico non guardatelo, perché non tutta la produzione audiovisiva italiana è così, fortunatamente. Però molta. No, scherzo. Allora, diciamo, un primo elemento che volevo portare alla vostra attenzione è che cosa fa un produttore, perché tendenzialmente tutti sanno cosa fa uno sceneggiatore, giustamente, ma pochi sanno qual è il vero lavoro del produttore. Allora, per quanto mi riguarda, avendo io una formazione anche appunto, diciamo che parte dalla sceneggiatura e dagli aspetti anche più artistici, quello che penso fondamentalmente è che il lavoro del produttore sia un lavoro di servizio fondamentalmente, cioè il lavoro di chi permette a un'idea di diventare realtà e lo fa, diciamo, in diverse modalità. Prima di tutto credendo in una storia. Secondo poi credendo in un team e mettendolo insieme e rendendo possibile un lavoro di squadra. Ho messo questa citazione di Ingmar Bergman, non Ingrid, quindi il regista, che dice non c'è nessuna forma d'arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell'anima. Che è un po' quello che diceva appunto Federico Favot prima. Diciamo, le storie sono quel qualcosa che ci permette di apprendere di più sulla realtà e su noi stessi, no? Se voi pensate alla vostra serie TV preferita, io sono sicura che voi sapete
avete appreso tantissime informazioni, per esempio sapete tutto del sistema medico americano perché avete visto Grey's Anatomy, ER, Dr. House e sapete assolutamente tutto sul sistema americano, poi magari non sappiamo bene come funziona l'SSN, però lo avete imparato non perché siete andati a un corso, ma perché vi siete visti una serie, come magari sapete un sacco di diciamo nozioni di astrofisica perché avete visto Interstellar. Però diciamo, questo per dire cosa? Che le storie veramente sono un momento di apprendimento, quindi dove noi possiamo passare delle informazioni agendo sulle emozioni. E questo è il modo per passare informazioni nel modo più impattante possibile, perché se voi pensate, i ricordi maggiori che voi avete della vostra infanzia sono legati a delle emozioni, non tanto a delle informazioni. Quindi, però, che cosa diciamo, come si arriva a questo? E questo vale chiaramente per il cinema, ma vale anche per lo spot TV, per lo spot per il web, per un video corporate. Come si diceva appunto, è tutta una storia, no? Quindi come si fa? Si fa con un lavoro di squadra, per l'appunto. La produzione audiovisiva, dove magari voi vi imbatterete perché magari assumerete una casa di produzione che vi realizza uno spot, per quello che è la mia esperienza è un lavoro che unisce scienza e arte, nel senso che il produttore deve essere in grado di canalizzare un progetto artistico in un progetto che arrivi da qualche parte, quindi che abbia un inizio, uno svolgimento e una fine, proprio come una storia. E questo non è sempre facile perché diciamo, le fasi di lavorazione sono diverse. Ovviamente adesso io sono andata molto a semplificare perché il tempo è poco e perché non vi voglio assolutamente annoiare. Però diciamo le macro fasi di lavorazione di un prodotto audiovisivo sono la prima la scrittura, che è la fase più importante in assoluto. Poi c'è la preproduzione, quindi la fase in cui si passa diciamo, dal prodotto scritto a una prelavorazione in vista dello shooting. E poi c'è lo shooting, quindi il momento della produzione, e in seguito la post-produzione, quindi tutto quello che è il montaggio, la color correction. E a quel punto si arriva al prodotto finito. Ma dietro c'è tutto questo, e neanche, ho messo solo alcuni dei ruoli che sono dietro a questo lavoro, perché abbiamo chiaramente il direttore artistico, il direttore creativo, il produttore, lo sceneggiatore, il regista, gli attori, l'aiuto regia e chi più ne ha più ne metta. E che poi sono divisi in reparti, quindi abbiamo il reparto regia, il reparto fotografia, proprio perché è come una grande azienda che si muove tutta insieme in quel momento, tutti con un unico obiettivo, tutti nello stesso momento, tra l'altro in un tempo relativamente ristretto, poi dipende perché ci sono film tipo Freaks Out, per chi l'ha visto, che è durato la produzione tipo 20 settimane, che è una cosa che non si fa nemmeno per le serie TV, però diciamo tendenzialmente è un tempo molto ristretto e tra l'altro diciamo in questo aiuta anche la creatività, diciamo un tempo compresso. Però la cosa che vi volevo far capire è che qualcosa che solitamente non diciamo stupisce sempre quando qualcuno viene sul set è che noi magari vediamo questo, vi ricordate questa è una scena di Titanic, se ne parlava anche prima, però in realtà dietro c'è questo, quindi e questo è solo un pezzo, per cui probabilmente dietro c'erano altre 40 persone, perché poi su un set americano diciamo sappiamo che i numeri sono sempre lievitano, no? Quindi abbiamo la macchina da presa, il regista, l'aiuto regia, il direttore della fotografia, il fonico col boom, e quindi dietro magari a un solo personaggio, volevo mettervi delle foto di Revenant, non so chi l'ha visto, è praticamente sempre solo lui, e però dietro non ho trovato foto che si matchavano perfettamente, ma effettivamente anche lì c'erano dietro 50 persone e voi dietro lo schermo, diciamo davanti allo schermo vedete solo l'attore, no? E sembra che ci sia solo lui. O vediamo questo, Game of Thrones, e dietro c'è tutto questo. Stessa cosa Interstellar, che vabbè citerò continuamente perché è uno dei miei film preferiti, ma questo è solo un dato, e dietro c'è tutto questo. Questo per dire che, come dicevo prima, tutto parte da un'idea, però anche da un produttore, nel senso che poi il produttore, intendiamoci, non è che necessariamente è il capo della casa di produzione che ha deciso di finanziare un certo tipo di progetto, ma potreste essere voi, e diciamo quella persona che
rende possibile la realizzazione di quel progetto e che ne tiene tutte le fila, no? Quindi si occupa dei costi di produzione, cerca i finanziamenti necessari, sceglie i vari, diciamo, elementi artistici di maggior rilievo all'interno del processo creativo e produttivo, quindi lo sceneggiatore, il regista è coinvolto nella selezione del cast. E poi si occupa anche di tutto quello che è il post, cioè dove andrà questo film, questo prodotto, questo spot, come verrà distribuito, no? Quindi è la persona che ha in mano tutto il progetto e deve tenere sotto controllo tutti i momenti della fase creativa. E diciamo che è un project manager che ha a che fare con un altissimo livello di entropia, perché veramente il numero di persone dietro a un prodotto audiovisivo, dal più piccolo al più grande, è veramente elevato. Quindi, tornando alle fasi di lavorazione, volevo fare un po' un overview di che cosa succede nei vari momenti. Qua, diciamo, siccome ha citato anche mio marito, diciamo, la parte artistica della coppia, e mi ha detto, guarda, come si vede che tu sei quella quadrata della coppia, perché nella fase di scrittura hai messo tante cose così, in quella di produzione hai messo tante cose così. E io ho detto, no, ma io so che ho un illustre predecessore prima di me che parlerà della scrittura e quindi io potrò andare rapida. Comunque, questa, diciamo, ho messo una citazione che è abbastanza un mantra, almeno nella mia storia formativa, cioè il fatto che è molto difficile fare un brutto film da una buona sceneggiatura, mentre è quasi impossibile fare un buon film da un brutto copione. Questo per dire che veramente la fase, diciamo, io sono una di quelle persone che pensa che la fase creativa iniziale sia la fase più importante di un prodotto audiovisivo, come di un qualsiasi prodotto, perché è verissimo, cioè mentre da un copione, diciamo, molto bello, c'è sempre il rischio in tutte le fasi successive comunque di fare qualche errore, però tendenzialmente le prospettive sono buone. Da un brutto copione è impossibile tirare fuori un bel film, con tutto che ci si possono mettere dietro, il regista più bravo di tutti, tutti abbiamo in mente dei film impacchettati benissimo, ma che poi alla fine uno esce dalla visione e dice sì, vabbè, però non lo consiglierei, no? O gli spot televisivi, tante volte vediamo un packaging bellissimo, però poi il giorno dopo già non ce lo ricordiamo più, no? Quelli memorabili sono quelli proprio che sono stati scritti molto molto bene. Quindi, diciamo, la fase di scrittura inizia con la selezione dello sceneggiatore, oppure con lo sceneggiatore che ha un'idea e va dal produttore e dice guarda, ho una bellissima idea. Diciamo che quell'idea viene, come dire, recepita come positiva anche dal produttore, allora si contrattualizza e si parte dall'elaborazione del concept, quindi da una paginetta, diciamo, spesso quando lo sceneggiatore racconta la storia al produttore fa un pitch, quindi in una paginetta, diciamo, inizialmente si chiama l'elevator pitch, cioè quando tu ti trovi in ascensore con il produttore, hai quel minuto e mezzo per raccontargli la tua storia e far sì che lui dica ah, bellissima, te la produco. Quindi c'è proprio tutta una tecnica anche per scriverli, perché ovviamente deve essere super intrigante, però raccontare anche tutti gli elementi principali della narrazione. Un piccolo elemento del concept, una cosa diciamo interessante, è il fatto che se una storia è scritta bene, diciamo, deve poter essere raccontata in una frase, quindi in quella che si dice la tagline, no? Perché se non riesco a raccontarla in una frase c'è qualche problema, vuol dire che forse non ce l'ho ben chiara e quindi non ce l'avrà chiara neanche lo spettatore quando la andrà a vedere. A quel punto si passa alla scrittura della sceneggiatura, che di solito quando si fa bene ha più versioni, quindi ha solitamente più revisioni, anche 5, 6, 7 a seconda della necessità, della complessità del progetto, e a quel punto, una volta che la sceneggiatura è finalizzata, viene sostanzialmente ratificata, perché da quel momento in poi deve passare in mano a tutte le fasi produttive e quindi soprattutto su alcuni aspetti non può proprio cambiare, perché se io ho segnato che ho 4 attori e poi improvvisamente il giorno dopo decidono di metterne 5, diventa un problema, perché io magari ne ho cercati solo 4 e così via, no? Qui volevo giusto farvi vedere appunto una pagina di sceneggiatura abbastanza tipica, quindi si scrive con un programma specifico, perché non perché ci piace usare necessariamente questo font, il Courier New, ma perché una pagina di sceneggiatura solitamente corrisponde a 1 minuto di montato finale, e questo aiuta a capire se io ho una sceneggiatura di 100 pagine, so che più o meno mi posso aspettare un film di 1 ora e 40, più o meno.
se ne ho una di 230, mi chiedo, ma ho le forze produttive per produrre 2 ore e passa di film e gli spettatori staranno a guardarla? In alcuni casi sì, in altri no, e quindi devo ridurre. E poi 2 esempi di tagline che chiedo scusa agli sceneggiatori in sala, però diciamo erano proprio, come dire, un esempio, cioè per esempio Titanic è la storia di un amore proibito tra un ragazzo e una ragazza di diverse classi sociali che si incontrano su una nave che sta per affondare. Quindi diciamo in questo devo avere tutto, cioè, e la riesco a raccontare ed è già quasi un pitch, no? Perché già arrivo a cogliere la vostra attenzione. Passiamo alla pre-produzione. Quindi, cosa succede quando la sceneggiatura è pronta? Allora, passa in mano al reparto produzione che la prima cosa che fa è lo spoglio della sceneggiatura. Cioè ci sono anche dei software per farlo diciamo, nelle produzioni più grosse, se no semplicemente con un bel Excel uno si mette lì, comincia a vedere scena per scena quante location ci sono, quanti attori ci sono, quante comparse, quanti props, cioè quante cose vanno portate di scenografia, quanti cambi di costume, se è giorno o notte, perché questi sono tutti elementi che aiuteranno nella realizzazione del piano di produzione, perché se io so che devo girare 2 scene di notte e una di giorno, chiaramente dovrò organizzarmi per poterlo fare in un certo modo. Si elabora il budget, quindi si comincia a strutturare, diciamo, tutte le voci di costo, perché appunto se ho 10 location è diverso che se ne ho 2, se ho 5 attori è diverso che se ne ho 2, come potete immaginare, e si comincia a selezionare la troupe. Quindi si parte di solito, sempre premesso che l'idea non sia arrivata da un regista che magari è anche uno sceneggiatore, tipo un Nolan, un Iñárritu, insomma magari arrivano, sono già loro i registi, altrimenti bisogna cercare un regista. E così via anche un direttore della fotografia, che è appunto la persona che si occupa delle inquadrature, dell'illuminazione del set, poi bisogna cercare lo scenografo, il costumista, i truccatori e così via. Si fa il casting, quindi si cominciano a selezionare i vari ruoli, di solito c'è un casting director, quindi una persona esterna che è esperta in questo e che chiama, raccolta i vari attori che potrebbero corrispondere a quel ruolo e si fanno una serie di provini finché non vengono scelti. Si fa location scouting, quindi si vanno a cercare le location giuste per quel tipo di produzione. Ci sono le prove, si comincia a fare il progetto scenografico delle varie scene, quindi ci sono, chiaramente anche qua avrei voluto portarvi degli esempi, però chiaramente magari voi, la location bisogna trovare, non so, un castello per ambientare Harry Potter, probabilmente il castello che viene trovato è completamente spoglio, allora lo scenografo fa proprio un disegno preparatorio per spiegare come lo vorrà allestire, quindi mettere le sedie, diciamo tutta la parte scenografica e tantissime volte si passa da una location completamente spoglia a una location completamente arredata. Si noleggiano le attrezzature perché chiaramente ogni direttore della fotografia decide come girare quel film, se è un film dove magari è tutto girato a spalla perché bisogna essere nella folla insieme all'attore, oppure invece è tutto con una fotografia precisissima, impaginata benissimo, allora magari serve un altro tipo di telecamera e così via. Si fanno le assunzioni, i cosiddetti collocamenti, e si lavora ovviamente a tutte le fasi si prepara tutta la fase di produzione, quindi si pensa fino al catering, cioè fino a dove mangeranno, dove andranno in bagno, come si farà a fare qualsiasi momento dall'inizio del set, quindi fino a far arrivare le persone sul set, i pick up, no? Quindi come faccio arrivare il regista sul set, come lo porto a casa, quando gli faccio prendere un caffè, tutto quanto. Quindi bisogna avere sotto controllo tutta la vita del set, di tutte le persone che saranno sul set. Mi faceva molto ridere questa citazione di Truffaut perché è molto vera. Lui dice: la lavorazione di un film somiglia al percorso di una diligenza nel Far West. All'inizio uno spera di fare un bel viaggio, poi si comincia a domandare se arriverà a destinazione, perché arriva un momento in cui la complessità è tale e ci sono 1000 imprevisti da prevedere oppure che sono veramente imprevisti che vanno gestiti, tra cui il tempo atmosferico, piuttosto che l'attore che si ammala col Covid. Vi lascio immaginare la difficoltà di girare con il Covid, però è proprio vero, arriva un momento dove uno dice non ci arriveremo mai, invece poi di solito se ci si organizza bene ci si arriva.
volevo dare 2 elementi di focus, molto di buon senso in realtà, però vedo che non in tutte le produzioni è così. Diciamo, per quanto riguarda il budget, una nozione di grandissimo buon senso è tenersi sempre un buffer per gli imprevisti. Il problema è che in tantissime produzioni che io vedo, non è chiaro il concetto di imprevisto, cioè, se io arrivo sul set e il regista non è arrivato perché non gli ho mandato il pick up, non è un imprevisto, è una mancanza di organizzazione. Quindi, bisogna essere molto ben organizzati e prevedere tutto quello che potrebbe succedere. Poi lì tante cose sta anche l'esperienza, perché alcune cose uno le vede solo quando le vive, e far in modo tale che sul set gli imprevisti siano veramente gli imprevisti. Una volta è successo che il giorno prima di un set sia scoppiata la caldaia di un posto dove dovevamo andare a girare e lì chiaramente era imprevedibile questa cosa, però se uno si è organizzato con un piano B, il giorno dopo va a girare, altrimenti sarebbe fermo e quindi con costi e problemi da gestire. Calcolare anche i costi indiretti, perché se uno tante volte, come in un'azienda, quindi non esistono solo i costi diretti, ma anche i costi indiretti, quindi il telefono, l'ufficio, il commercialista, che tante volte io vedo che non rientrano nei budget, e questo è un gravissimo errore. E poi, diciamo, anche questa è una cosa molto di buon senso, fare sempre un check, un consuntivo, quindi tutte le volte che si è fatto un set, vedere se avevo fatto bene il preventivo o se ho avuto talmente tanti imprevisti da gestire che vuol dire che non l'avevo fatto bene all'inizio, e quindi di volta in volta affinarsi nell'essere sempre più in grado di prevedere tutto quello che servirà. Ecco, un elemento importantissimo che ho lasciato per ultimo è il piano di lavoro. Sul set ci sono 2 strumenti molto utili, che sono il piano di lavoro, che è, diciamo, un piano che può essere fatto su Excel, poi chiaramente sulle grandi produzioni ci sono dei software specifici, che racconta, se ci sono più giorni di produzione, cosa succede in ogni giorno. Quindi questo giorno giriamo la scena 1, l'altro scena 2, così tutti sanno quando si gira e che cosa. E poi c'è l'ordine del giorno, quindi è un foglio che racconta invece cosa succede effettivamente ogni giorno, le persone a che ora devono arrivare sul set, a che ora se ne devono andare, quindi molto specifico. Stessa cosa, stesse indicazioni di buon senso valgono anche qua. Bisogna sempre tenere dei buffer per eventuali imprevisti, perché spesso ci possono essere delle cose che uno non ha preventivato, banalmente veramente l'attore che si sente male o che ha un problema e uno deve rimediare sul momento. Quindi, e poi sempre, diciamo, una cosa che si fa in generale nella gestione dei progetti, fare il cosiddetto post mortem, cioè alla fine del progetto verificare che cosa è andato storto, in modo da imparare per la prossima volta a gestirlo. Vado veloce perché so che sono già in ritardo. Allora, sulla produzione è la fase di shooting, cioè quando si arriva sul set. Diciamo che quello che io dico sempre, che se si è fatto un buon lavoro in produzione, la produzione sul set sta con le mani in mano, nel senso che ha preparato tutto, perché ha permesso agli altri di fare il loro lavoro durante lo shooting, perché durante lo shooting sono il direttore della fotografia, il regista, gli attori che devono lavorare in armonia. La produzione serve per fare quelle piccole cose che servono in quel momento. Quindi c'è appunto una convocazione la mattina, solitamente diciamo che si gira la mattina, un'ora prima arrivano tutti i reparti per preparare, quindi la truccatrice perché deve truccare l'attore, lo scenografo perché deve impostare, la fotografia per impostare la fotografia e così via. E c'è un pronti a girare, cioè si dice: ragazzi, voi arrivate alle 6 sul set, alle 7 pronti a girare, quindi avete un'ora per preparare tutto. E bisogna essere molto, in questo caso il ruolo che sul set tiene un po' le fila e fa sì che tutti vadano a ritmo, diciamo il direttore un po' di orchestra, è l'aiuto regia, cioè il braccio destro del regista che fa andare tutti in modo tale che il regista possa concentrarsi sugli aspetti artistici. Lo shooting, diciamo, questa è una cosa che sul set come funziona? Quando si è pronti a girare, la scena è pronta, l'attore è pronto, il regista chiama il motore, quindi chiede a chi ha le telecamere di accendere la telecamera, che è una cosa che sembra banale, ma se uno non lo fa, qualcuno si scorda di accendere le telecamere.
Poi a quel punto chi sta dietro le telecamere dice set, cioè dice ok, sono pronto, ho preso il fuoco, è tutto pronto, e a quel punto il regista dice azione, quindi da questo momento inizia la scena dietro la telecamera. E poi dà lo stop, anche questo è importante perché a volte ci si dimentica lo stop. Lo stop decreta appunto la fine di quel take, cioè di quel momento in cui si è girata quella specifica scena da quella specifica inquadratura, e la segretaria di edizione, che è di solito si chiama segretaria perché tendenzialmente donna, diciamo, è così, e segna quando il regista dirà buona, quindi mi piace, oppure scarto, non va bene, oppure riserva, quindi dice sì, non è il massimo, però se proprio ci serve la teniamo. In questo senso entra in utilità il chuck, che voi tante volte si vede, ma uno se non sa che cosa serve il chuck. Serve fondamentalmente a due cose. La prima è, siccome il suono e la ripresa visiva avvengono su due canali separati, al montaggio bisogna unificarli. Come si fa a capire se esattamente in quel momento la persona sta dicendo b oppure no? Si fa col chuck, perché il chuck fa un battito istantaneo che uno riesce a recuperare sia sul video che sull'audio, e quindi da quel momento le due tracce viaggiano in parallelo e si può cominciare a montare. E la seconda utilità è che c'è scritto sopra tutte le informazioni della produzione, quindi il regista, la produzione, il titolo del film, la data, la scena, il numero, l'inquadratura, perché ogni scena viene girata da diverse inquadrature, e il take, cioè questa inquadratura di questa scena la sto girando la prima volta e magari non è buona, la seconda volta e magari è buona, e quindi in questo modo anche chi è al montaggio dopo riesce a capire. Fine set e scarico. Post produzione, ultimo momento, fondamentale come anche i momenti precedenti, perché la post produzione e il montaggio è un ulteriore momento creativo. Un bravo montatore è capace a volte di riscrivere quasi un film, di farlo passare da un film mediocre magari a un film estremamente bello e che funziona, no? In questo caso, diciamo, si lavora sugli hard disk, che tendenzialmente anche qua di gran buon senso, ma non sempre è così scontato. Bisogna avere un master, cioè diciamo, un primario hard disk e poi un backup, almeno uno. Il montaggio si fa di solito, i tre software principali sono Avid, Premiere e Final Cut. Dopo il montaggio c'è la post-produzione visiva, cioè le immagini che voi vedete girate poi vengono colorate, si dice, quindi vengono aggiustate nella luce, nel colore, nella saturazione. Non so se avete visto Smetto quando voglio. Nessuno l'ha mai visto? Ok, qualcuno l'ha visto? Ecco, in Smetto quando voglio c'è questa colorazione giallissima, super satura, gialli, rossi, ed è molto voluta perché è innaturale, è totalmente innaturale, però è voluta per dare questo senso di estraniazione, perché stiamo parlando diciamo, di stupefacenti, quindi di un mondo comunque alterato, no? Questo è in realtà un ulteriore elemento di comunicazione e di storytelling, anche la parte visiva, no? Quindi la parte proprio di colore. C'è una post-produzione sonora altrettanto importante, perché magari quanti film dell'orrore soprattutto si giocano sul sound, no? Quindi quello non è solo, tra l'altro, diciamo, l'elemento come dire, tecnologico è importante, nel senso che noi sul video oggi possiamo fare tantissimo di modifiche di colore, sistemare degli errori, i VFX, no? Gli effetti speciali. Sul suono purtroppo si può fare molto poco, quindi se è stato girato male il suono, se è stato ripreso male, è difficilissimo da lavorare dopo e tante volte non si riesce a tirarlo su. E una cosa mi ricordo, una delle primissime lezioni al master di sceneggiatura in Cattolica all'epoca, ci fecero vedere due scene, una del socio. Non so se l'avete mai visto, un film bellissimo, chiaramente in lingua originale, dove nei primi 5 minuti non solo noi capivamo tutto del personaggio, quindi capivamo che era una persona super responsabile, che però era anche intelligentissimo, che però aveva tutta una serie di vincoli nella sua vita e qual era il suo obiettivo. E lo sentivamo benissimo. E poi abbiamo visto, non me ne voglia nessuno, il primo quarto d'ora di 3 metri sopra il cielo, film italiano,
Allora, in primo non si capiva assolutamente niente della storia, perché questi si picchiavano all'inizio, non sapevi chi era il protagonista, tutto buio, e non sentivi, cioè non capivi cosa si dicevano. Ancora oggi ci sono un sacco di film italiani dove non si capisce cosa dicono le persone, non solo perché magari manca, a volte purtroppo, negli attori la dizione, quindi la capacità di parlare e scandire le parole, ma anche perché il suono non viene registrato correttamente. Le ultime fasi sono lo speakeraggio, quindi molte volte, per esempio, sugli spot televisivi c'è un voice over, quindi che è stato scritto precedentemente, viene inciso con l'attore nella sala di incisione, oppure il doppiaggio, perché magari una scena, anche questo in Boris c'è appunto una scena dove magari uno dice una cosa che non è più attuale, non si può, vedo Daniela ridere, non si può più dire, diciamo tendenzialmente si cerca di evitarla, in quel caso magari l'attore si ridoppia. Tra l'altro con delle situazioni veramente molto comiche, perché purtroppo in Italia noi non diciamo, abbiamo una fortissima scuola di doppiaggio, però la maggior parte degli attori non si sa doppiare, quindi quando voi vedete un film girato in inglese con attori italiani e si ridoppiano da soli, tendenzialmente vi fa strano, perché sentite un'impostazione della voce molto diversa, dite sì, questa è vero, è la sua voce, però che brutto vederla, cioè non mi coinvolge per niente, no? Perché purtroppo siamo abituati, tra virgolette, male, perché abbiamo dei doppiatori bravissimi in Italia, che tante volte cambiano completamente la percezione di un film, che poi lo guardate in lingua originale ed è assolutamente un'altra cosa, no? C'è l'inserimento, diciamo, la creazione delle musiche e il suo inserimento, eventuali grafiche, soprattutto per gli spot televisivi, no? Quindi i super finali con i loghi, e poi la finalizzazione e l'esportazione. E a seconda ovviamente del canale ci sono delle esportazioni diverse da realizzare. Questo è molto importante da sapere, perché mi è capitato svariate volte di realizzare degli spot televisivi e arrivare alla fine a chiedere, diciamo, al cliente: ma quindi dove va? Perché dobbiamo realizzare i materiali per le emittenti. Cosa sono? No, nel senso che la Rai li vuole in una certa esportazione, Mediaset in un'altra, Sky in un'altra, poi devi caricarli sulla loro piattaforma, e sono tutte cose da sapere prima, perché poi hanno dei tempi e dei costi di realizzazione. Chiudo su una frase semplice, cioè il miglior modo per imparare a fare un film è farne uno, quindi vi auguro di realizzarne presto uno o di farlo realizzare, o uno spot, e spero di non avermi annoiato troppo. Comunque adesso è ora di pranzo e quindi vi lascio. Grazie Bianca. Più che altro da oggi sappiamo come cosa dobbiamo guardare in un film e non so, forse ci emozioneranno lo stesso, ma sarà più difficile, più difficile. Vedo che c'è una domanda, intanto chiedo ad Alessandro Tommasutti di accomodarsi qui con me, prego. Allora, sono due ottime domande, come direbbe un bravo relatore. No, allora, per quanto riguarda la prima, allora, sicuramente, diciamo, per raccontare un progetto a dei partner, in realtà è un momento di vendita, quindi bisogna utilizzare più le tecniche di vendita e di eloquenza e di storytelling in questo senso, che non solo la storia. Quindi sicuramente da una parte ci deve essere diciamo, quello che si dice un high concept, cioè un concept che attira da solo, però va raccontato molto bene, diciamo, cercando di mettere in evidenza, almeno queste possono essere cose anche un po' banali se vuoi, però il fatto di mettere sicuramente in evidenza i plus per il partner che ci devono essere, cioè che non è solo mi dai dei soldi così io riesco a realizzarlo, no? Ma che cosa ti torna indietro anche solo a livello di immagine, dietro puoi rivendere qualsiasi tipo di cosa, oppure ti inserisco nella narrazione, come si fa per esempio nei branded content. Se voi forse avete in mente Benvenuti al Sud, ne parlavamo ieri, quello è, diciamo, è aver inserito un brand all'interno di una storia, però diciamo io penso anche piuttosto bene per un'esperienza italiana. A volte invece abbiamo il product placement, come succede in tanti film. Che buona quest'acqua San Benedetto, ecco, quello no. Però ecco, cercare di mettere in evidenza i plus per loro e cercare di coinvolgerli il più possibile, perché più un partner, nella mia esperienza, si sente coinvolto nelle varie fasi di lavorazione, più poi è contento di aver partecipato e di partecipare. Però nella prima fase sicuramente cercare di capire qual è il valore effettivo per loro, questo sì. Sulla seconda domanda, allora,
Io ho realizzato prodotti in entrambi i casi, pro e contro. Se recitate voi, il pro è sicuramente che ci mettete la faccia, quindi questo senz'altro. Il contro è che è difficile che qualcuno sappia recitare se non è il suo, e purtroppo questa cosa si vede perché ormai lo spettatore è abituato a vedere La Casa di Carta su Netflix, a vedere The New Pope, cioè, quindi è abituato a persone che sanno recitare, e quindi piuttosto vi consiglio di fare un video corporate, quindi di fare un video dove voi parlate ma non state recitando, cioè raccontate la vostra storia, perché allora così veramente vi aprite come realtà al vostro utente, però senza fare qualcosa dove, poi non so, magari siete tutti attori provetti, però non rischiare di fare qualche cosa che poi stoni. Quindi forse tra le due vi consiglierei di avere degli attori chiaramente scelti bene, che insomma bravi, e anche che incarnino, non solo bravi ma anche fisicamente vi rispecchino in qualche modo, non che vi devono assomigliare, però diciamo se non so come dire, non devono essere completamente fuori dall'immaginario che voi avete in mente. Forse ve lo consiglio, con tutto che chiaramente è un po' un costo in più, perché gli attori bravi costano, purtroppo, cioè per fortuna, nel senso, ma hanno anche ragione, però credo che sia un plus. Non so se ti ho risposto. Bene, se non ci sono altre domande, io lascio la parola ad Alessandro Tomasutti, responsabile del coordinamento della comunicazione a sostegno del PSR Veneto, che ci dà un focus perché, sapete, siamo qui anche per la parte, diciamo così, di comunicazione per lo sviluppo rurale, proprio per metterla a fattor comune, e poi invece ci aspettano l'aperitivo. Lascio ad Ale. Grazie Maria Paola, grazie a voi. Questa è la mia presentazione, guardatela bene perché non la useremo. Mi sembrerebbe imbarazzante dopo questa giornata, perché davvero il livello secondo me è stato molto alto, anche sopra le aspettative. Adesso sta un po' a noi, secondo me, noi come organizzazione, valorizzare questa giornata, sapendo che avremo altri appuntamenti. Questo l'abbiamo voluto proprio per questo, perché volevamo creare una piccola comunità, se ci riusciremo, attorno a questi temi. E ci vuole anche tempo per sedimentare i tanti stimoli che abbiamo avuto oggi. Io penso che ognuno di noi, dalla propria esperienza, punto di vista, è una platea molto variegata, però ognuno, secondo me, ha colto delle cose diverse, sia dagli stimoli di Federico, le storie che abbiamo sentito, i casi, però ci vuole un attimo di tempo per metterle a fuoco e per trasformarle forse in qualcosa che ognuno di noi potrebbe fare da solo o insieme ad altri. Questo è un po' il senso anche di questa operazione, per cui cercheremo anche di portarci dietro questa esperienza anche nelle prossime puntate. L'abbiamo già visto, no? Un po' abbiamo parlato di social già oggi, di neuroscienze, che sarà il tema del terzo appuntamento, quindi tutto si terrà e cercheremo proprio anche di creare delle connessioni tra tutte queste riflessioni nel corso dei 3 appuntamenti. Io volevo solo fare una cosa veloce e leggervi una piccola storia, una storiella veloce, e dopo vi spiego perché. Sì, forse è meglio. Ci vado sempre con Chicco in fattoria e ci divertiamo un mondo. Corriamo all'aperto, impariamo tante cose nuove sugli animali e sulle piante. Indovina un po', mi dice Chicco, chi è la mamma dell'agnello? Io non so la risposta, ma ad aiutarmi arriva un drago. Sputa il fuoco su una tavoletta di legno e io subito capisco che sta disegnando una pecora. Allora, io ho aperto a caso questo libretto e è stato il frutto di un concorso che abbiamo fatto sfortunatamente alla fine del 2019 e praticamente stavamo preparando la premiazione con i bambini e è arrivato l'angelo vendicatore e ci ha chiusi tutti in casa, no? Ma questo è per dire che le storie sono a nostra portata, ce le abbiamo accanto e non ci accorgiamo. E le storie, i casi che abbiamo sentito oggi sono proprio questo, andare a trovare le storie che sono a fianco a noi
ma di cui normalmente nella routine quotidiana non facciamo caso, no? E invece è lo sguardo che si posa in quel momento su quella cosa a fare la differenza. E mi pareva bello partire proprio anche dai bambini. Abbiamo visto che sono dei catalizzatori di storie incredibili anche nel caso di Mirtillo Rosso, non a caso. Quindi, per concludere, l'agricoltura e il mondo rurale hanno un'infinità di storie e secondo me sono raccontate al 5% forse, e potrebbero essere raccontate molto molto meglio. Quando ogni volta vado al fruttivendolo vedo tutta sta cosa, no? E io vorrei sapere tutto di quello, di quell'altro, di quel prodotto, da dove viene, chi lo ha fatto. Però il povero fruttivendolo che si sveglia alle 4 di mattina, cioè, e mi fa anche un buon prezzo, onestamente non posso anche chiedergli che mi racconti la storia, no? Quindi prendo sempre la melanzana di Sant'Erasmo, perché è buonissima. Sant'Erasmo è un'isoletta qua della laguna, e tanto che mia moglie poi mi prende sempre in giro, ma sei andato a fare le spese? Sì. Cosa hai comprato da Massimo? E melanzane di Sant'Erasmo? Sì, come al solito. Ma perché? Ma sono buone? Sì, ma perché dietro c'è una storia, c'è un ambiente, c'è un luogo che evoca qualcosa e le rende forse anche un po' più buone. E questo per l'agricoltura e il mondo rurale è un potenziale, secondo me, quasi inesplorato. L'invito qual è? È un po' la missione che ci vogliamo dare. Noi che lavoriamo con i fondi europei abbiamo un grandissimo privilegio di poter vedere le cose un po' dall'alto, no? E di avere un panorama vastissimo e delle possibilità di comunicare, raccontare storie davvero grandi. La difficoltà è trovarle, trovare il tempo, la volontà di incastrarle in quella che è la nostra struttura istituzionale, della nostra organizzazione, e dare loro un senso. Però appunto parlo per noi che gestiamo un fondo europeo, un programma, ma anche per tutti quelli che gravitano attorno, pensiamoci, proviamo a mettere a frutto queste cose, e questo percorso che noi facciamo e con questo piccolo serie di workshop ha proprio questo senso. Proviamo a legare insieme tutte queste cose. La nostra grande sfida qual è? Cercare di fare in modo che dietro a queste storie, alla fine di tutto, si capisca che c'è un obiettivo comune. Ecco, questo è un po' il plus che dovremmo mettere noi in primis come autorità di gestione o chi gestisce i fondi, far capire che queste non sono storie del tutto scollegate tra di loro, ma hanno qualcosa che le accomuna dietro, che è una volontà politica, civile, sociale, economica, che però le tiene insieme. Questo è il nostro compito, però per farlo, però è il nostro punto di arrivo, non è il punto di partenza. Infatti il buon Raffaele Pacello, il nostro capo progetto, mi bacchetterebbe su, ma che non stare a parlare di fondi, li ammazzi, no? Ok, quello è quello a cui puntiamo e a cui arriveremo. Intanto godiamoci queste storie, questi stimoli, e andiamo a fare l'aperitivo immediatamente perché io sono stufo, ho sete. Ciao.